Sembra che... Ah, fai clic qui. Ok. Santa, ce l'abbiamo fatta. Adesso è comparso fai clic qui per avviare. Siamo in diretta. Ok, sì. Adesso vediamo. Gira, gira. Sì. Ciao Giuditta. Ciao, Buongiorno. bentrovati, buongiorno. Ciao Giuditta, buongiorno. Vedi anche la slide? Così facciamo una prova, verifica tecnica. Sì, sì, sto vedendo War Free, Libero, Dai, Saghe. Bene. Allora, adesso possiamo, tra poco, pochissimo, possiamo iniziare con la presentazione. Ciao Giuditta. Okay. Ciao, chi c'è? Poi la mia la proiettate voi? Ecco, però lei Sì, poi ti dobbiamo... dobbiamo provare. Proviamo adesso. No, adesso... L'audio si deve sentire poi il suo. Allora, sì, dobbiamo fare un collegamento. Questo qui. Ti collega Che è collegato al mixer. collega. Collegare direttamente al mixer l'audio del mixer. Questo, appunto. Prendi quel cavo. Ah, già, collegato. No, vabbè, prendi quello. No, questa è l'uscita del mixer, quello è l'ingresso. Prendi quel cavo, sì. Scusa che facciamo ancora... No, devo mettere un altro. Che quel cavo è già pronto, no? Prendi quello. E qua c'è un passaggio mono stereo. Meglio prendere quello che è più sicuro, abbiamo già provato. No, prendere un altro canale. Ok, ma è meglio prendere quel cavo e lasciare anche quel canale. Che te ne fai di un altro? Noi non abbiamo sapere il fonds. No, però non l'ho provato. Adesso sarebbe... Usiamo il tuo che è già pronto. No. Allora, Un attimo. questo è il cavo che prende la struttura e collegato al cubo. Non è collegato adesso. No. L'ho provato ieri, ma non ho avuto nessuna risultato. Ma a me serve una cosa. Adesso penso che questo è l'ingresso, poi da PC ci arriva sul PC. Se c'è un modo veramente questo, siamo spiega che funziona. Ah, no, ma c'è quello che no, questo è slide time. Giuditta, prova a parlare. Eccomi Vediamo se qua. ti sentiamo in sala. Mi sentite? Sono Giuditta, Stai vi chiamo parlando? da Napoli, c'è un cielo grigio, però un po' di sole. Benissimo, sì, ti sentiamo. Ok. Mi sentite? Ok, Sentiamo in perfetto. sala. Riusciamo ad amplificarti. Ok, va bene. Allora partiamo col programma. Partiamo con poco meno di 10 minuti di ritardo, quindi dai, possiamo essere quasi soddisfatti. Poi tu mi metti la power nel tuo computer, i miei drive. Sì, poi ne inseriamo.
Ma intanto tu non avrai bisogno di questo. No, questo c'è bisogno solamente quando parla lei. Quindi puoi togliere questo e mettere la pennina. Siamo in diretta. Chiodine. Puntine. Solo le puntine. Chiodine no. Per appendere le ghirlande per quello. Puntine non funzionano. Spago? Cioè puntina con spago oppure spago dall'alto? Possiamo fare lo Puoi fare. No, ce l'aveva qualcuno, Silvana. Chiedi a qualcuno di loro. Noi ne abbiamo. Allora, buongiorno a tutti, a quanti si trovano fisicamente qui, in questa sala del centro commerciale che ospita questo primo evento pubblico in grande della rete World Free, e quelli che sono collegati in diretta, ma anche a chi ascolterà prossimamente questa presentazione che rimarrà sul canale YouTube del Comitato Riconversione RVM. Io sono copresidente della rete World Free e promotore del progetto omonimo. Molto spesso quando parliamo di World Free ci sentiamo rispondere che un mondo senza guerra è un'utopia, che le bombe, se non le facciamo noi, le faranno altri, che di qualcosa si deve pur campare e la fabbrica di bombe paga gli stipendi regolarmente, che in un mondo aggressivo è necessario prepararsi alla guerra. Certo, è vero, World Free è un'utopia, ma come tutte le vere utopie, ricordiamoci che Eutopos significa luogo felice, non luogo impossibile. Come tutte le vere utopie, anche World Free ha una potenza trasformativa enorme. Come vedete nella slide, abbiamo scelto questo nome, World Free, sul calco dei motti commerciali che identificano i prodotti che non contengono un certo allergene, quindi in maniera simile a sugar free, a gluten free. Noi crediamo che si possano realizzare dei prodotti e dei servizi che non contengono guerra, nel senso che non sono collegabili a dei conflitti, che non sostengono l'economia di guerra, che in nessun modo, per quanto è possibile, e in maniera sempre meglio, sempre migliore, gradualmente, i prodotti che proponiamo con questo marchio avranno sempre di più questa caratteristica, saranno liberi dalla guerra. Rispetto all'utopia, voglio dire una cosa che a me sembra importante. World Free è un'utopia, ma che cosa sarebbe l'umanità senza slanci utopici verso tutto ciò che appare al momento lontano, quasi irraggiungibile, ma contemporaneamente essenziale e non rinunciabile per una vita che valga la pena di vivere? Tutti vogliamo un mondo senza guerra, un mondo di pace, ma come fare per ottenere questa pace se non impegnandoci giorno dopo giorno con tutte le nostre forze in tutte le attività che facciamo, da quelle più quotidiane, più personali, a quelle più sociali, più a medio e lungo termine? È vero che l'essere umano è ancora quello della pietra della fionda, quello di cui parla il poeta Quasimodo, ma è anche molto altro. È capace di pensare e lavorare per il bene comune. Anzi, ha capito che, almeno a livello teorico, non ci può essere benessere per il singolo senza una contemporanea attenzione al benessere di tutti. Quando nel 2016 abbiamo saputo che le bombe prodotte a pochi chilometri da Iglesias e da Domus Novas venivano vendute all'Arabia Saudita, che le utilizzava nella guerra in Yemen, siamo rimasti sgomenti, abbiamo avuto come un sussulto etico e ci è venuta in mente una frase di Martin Luther King
che dice: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Questa frase è risuonata in noi con una potenza tremenda. Anche quella di Martin Luther King è stata una grande utopia, ma un'utopia che ha trasformato la società e che continua a trasformarla. A quel punto, tra gli ultimi mesi del 2016 e i primi del 2017, ci mobilitiamo per coinvolgere i nostri amici e le nostre amiche, le organizzazioni vicine a noi, in un progetto che sentiamo deve essere di riconversione di quella fabbrica. Noi viviamo in un territorio, il Sulcis Iglesiente, sud-ovest della Sardegna, che è stato a lungo la più povera provincia d'Italia. È uno dei territori con il più alto tasso di disoccupazione. Ogni intervento produttivo, ogni risorsa occupazionale è vista come un qualcosa da proteggere ad ogni costo. Le istituzioni sostengono qualunque intervento, specialmente quelli che arrivano da fuori e che appaiono più sicuri, più dotati di capitali, di energie, di competenze adatte a farli diventare stabili nel tempo e dare occupazione duratura. Quindi questo era anche il caso di RVM Italia SPA. Era impensabile cancellare un'attività del genere e mandare per strada i dipendenti che lavorano in questa attività. Quindi comitato per la riconversione dell'RVM. Dopo pochi mesi facciamo nascere anche un tavolo tecnico per la riconversione. Ci organizziamo per un convegno nel quale presentare il maggior numero di proposte di riconversione possibile. Altri convegni faremo poi a stretto giro nei mesi successivi. Avremo un'infinita serie di interlocuzioni con le istituzioni ad ogni livello, ma anche un contatto continuamente ricercato con i sindacati, con la Chiesa, con altre chiese oltre a quella cattolica. E arriviamo nel marzo 2019 ad essere tra gli organizzatori di un convegno a Roma, un convegno il cui tema era: cosa possono fare le chiese e la società civile riguardo alla riduzione degli armamenti. In quell'occasione conosciamo un funzionario, un responsabile dei progetti di sviluppo della Chiesa Evangelica del Baden. Lui è un etiope di religione ortodossa che però lavora per la Chiesa Evangelica. E a Roma si avvicina a noi, dialoghiamo brevemente e ci prospetta già la possibilità che la Chiesa per cui lavora possa sostenere la nostra idea di riconversione. Per cui ci diamo appuntamento appena possibile per rivederci in Sardegna. Lui arriva in Sardegna a settembre, fine settembre del 2019 e impostiamo con lui, con alcuni docenti dell'Università di Cagliari e con la collaborazione di un'associazione locale, l'associazione Link Legami di Fraternità, impostiamo un progetto che si snoderà poi nei mesi successivi. Tra gennaio e febbraio si inizia a lavorare concretamente a questo progetto e, come tutti ricordiamo, a marzo arriva il lockdown, quindi un blocco rispetto ai programmi che ci eravamo fatti, ma un blocco che in realtà non ci avrebbe bloccato, perché avremmo continuato a lavorare online con il gruppo di studenti, con i docenti, con tutte le organizzazioni che nel frattempo erano state coinvolte, come il gruppo soci di Banca Etica, come Lega Ambiente, Italia Nostra che arriverà successivamente, e mettiamo su con loro prima uno studio dell'economia del territorio e poi un vero e proprio progetto che, considerando il fatto che la riconversione della fabbrica non poteva essere direttamente nelle nostre mani e che fino a quel momento si era scontrata questa idea con le resistenze un po' di tutte le organizzazioni, diciamo, dello status quo, la politica, i sindacalisti, ovviamente la proprietà della fabbrica,
le istituzioni locali, i 2 comuni, che continuavano a sostenere la necessità che quella fabbrica con quella produzione rimanesse nel nostro territorio. Ecco, considerando tutto questo, insieme agli studenti, ci viene in mente o ci viene in cuore un'esigenza ancora più forte forse che rispetto a quella di riconvertire la fabbrica, ancora più importante, ancora più impegnativa sotto certi punti di vista. Vogliamo provare a dare il nostro contributo per riconvertire il territorio del Sulcis-Iglesiente, della Sardegna, senza escludere anche che l'esperienza, l'ipotesi si possa estendere, la proposta si possa estendere anche ad altre regioni d'Italia e anche all'estero. Nasce così la rete WordFree. Noi parliamo anche di ecosistema WordFree. In questa slide abbiamo usato questo titolo. E intanto in questa slide vedete che WordFree ha il simboletto del marchio registrato, perché nel frattempo un finanziamento concesso dall'8 per 1000 Valdese ci ha permesso di registrare il marchio a livello europeo. Questo marchio intendiamo concederlo e poi l'abbiamo concesso a tutte le aziende che siano disponibili a sottoscrivere una carta di valori in cui il primo punto è il ripudio della guerra, per poi andare al rispetto del lavoro e dei lavoratori, dell'ambiente, alla consapevolezza. Sono 9 punti che vedete anche nella slide. Ecco, questo marchio appunto è stato registrato nel frattempo. L'associazione verrà costituita a maggio del 2021. Insieme all'associazione viene l'idea da parte anche dei giovani di costituire anche una cooperativa di servizi, la cooperativa WordFree Service, che è composta attualmente da 4 giovani, tra i quali 3 sono donne, quindi una cooperativa giovanile a schiacciante prevalenza femminile, si potrebbe dire. E abbiamo messo in piedi un marketplace, quindi uno spazio su internet in cui ogni azienda ha il proprio negozio attraverso il quale vende direttamente ai clienti sul mercato globale. L'indirizzo di questo marketplace è www.wordfree.net e abbiamo costituito anche uno smart desk, lo chiamiamo così, o in italiano sportello agile, che è un gruppo di professionisti disponibili ad intervenire per dare soluzioni, cercare soluzioni ai problemi che le aziende incontrano nella loro attività produttiva. Ogni giorno sappiamo quanto la burocrazia a volte sia un ostacolo, ma anche tante altre questioni, anche i cali motivazionali, per esempio, di fronte magari a tanti ostacoli che si incontrano ogni giorno, anche questo aspetto viene affrontato da alcuni consulenti che lavorano proprio in questo campo. Ecco. Andiamo all'ultima slide che vi propone l'elenco scomposto delle 50 aziende che in questo momento aderiscono alla rete, 50 tra aziende, commercianti, cioè produttori, commercianti e professionisti. Vedete la nuvola formata dai nomi di queste aziende e poi a destra l'elenco di tutto ciò che i soci e le socie della rete WordFree possono trovare all'interno dell'associazione. L'associazione si impegna a offrire assistenza in tutto ciò che riguarda la loro attività. Abbiamo anche un programma di formazione per loro. Anche in questi giorni si stanno svolgendo alcune iniziative appunto di formazione e anche ciò che verrà subito dopo questo mio intervento sarà un momento di formazione. Ma questi sono momenti brevi, se ne svolgono anche altri più approfonditi, più diciamo distribuiti nel tempo. Contemporaneamente l'associazione offre anche la possibilità di finanziare esigenze singole di formazione. Ecco, per esempio c'è stato da poco un giovane lavoratore dipendente di una delle nostre aziende che è potuto andare a fare un corso sull'analisi sensoriale del miele
lavorando appunto in questo campo grazie ad un contributo dell'associazione. Un'altra socia ha potuto fare un corso di inglese. Ci sono stati dei corsi di formazione alla gestione dei conflitti. Ecco, tante di queste cose sono state già fatte, ma tantissime sono ancora in programma. Oggi siamo appena all'inizio di una lunga giornata che prevederà appunto una serie di interventi, ma contemporaneamente sta prevedendo un mercatino di Natale nella galleria principale di un grande centro commerciale, dove una ventina di aziende appartenenti alla rete stanno esponendo i loro prodotti. Quindi noi proseguiamo nel programma. Adesso lascio la parola a Tonio Congiu, che è un geologo di formazione, socio fondatore dell'associazione Rete War Free, e che vi parlerà del rapporto tra sostenibilità ambientale e attività di impresa. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come ha detto Arnaldo, intanto grazie Arnaldo del tuo intervento. Vedo Giuditta Perite già online. Come ha detto Arnaldo, io sono Antonio Congiu, uno dei soci fondatori della rete War Free, nonché anche socio ex presidente dell'associazione Link Legami di Fraternità. All'interno dell'associazione War Free io sono il tesoriere, ma anche il coordinatore dello sportello agile di cui ha accennato anche Arnaldo prima. In questi minuti mi tratterò con voi per un argomento importante per War Free, cioè imprese e sostenibilità ambientale, principi e scelte operative. Scusate, condivido un attimo lo schermo. Ok, si vede benissimo. Allora, ieri e oggi abbiamo visto, questo è il nostro titolo, ieri e oggi abbiamo visto e approfondito la genesi della nostra associazione e i valori espressa nella Carta dei Valori che caratterizzano l'essere e l'agire delle nostre aziende. Brevemente, il ripudio della guerra, il rispetto del lavoro, il rispetto dell'ambiente, la consapevolezza, lo sviluppo, il progresso, prodotto, qualità e solidarietà. Temi che potete vedere anche nel nostro sito ben espressi. Ognuno di questi punti, singolarmente e insieme, sono indirizzati alla sostenibilità di un'azione imprenditoriale. Una sostenibilità certamente economica, ma anche e forse soprattutto anche ambientale ed etica. E oggi vorrei soffermarmi a riflettere con voi proprio sull'aspetto di sostenibilità ambientale. Cosa significa per noi sostenibilità? E come possiamo, come piccole imprese, quali siamo, contribuire a che la nostra casa comune, la terra, possa respirare liberamente, senza inquinamenti, disastri dovuti alla nostra incuria e poco rispetto del territorio dove viviamo e che ci ospita. Mirare ad un risparmio energetico, sfruttando le risorse che la natura ci ha fornito, ma mirando anche, grazie alla nostra inventiva, a trovare
innovazioni che ci permettono di perseguire questo nostro desiderio in modo sempre più efficiente ed efficace. Ma vediamo cosa significa per noi sostenibilità. Intanto mi soffermerei sui 3 punti. Cosa sono le imprese sostenibili? Lo sviluppo sostenibile ambientale, lo sviluppo sostenibile sociale. Negli ultimi anni il termine sostenibilità è stato sempre più spesso associato anche al mondo delle imprese, ponendo l'attenzione sull'impatto delle loro attività sull'ambiente naturale e sul benessere delle persone e dei territori dove operano. Per sostenibilità ambientale da parte delle imprese si intendono quei comportamenti volti a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente naturale, derivante dalle loro attività, quali, ad esempio, controllo e la riduzione dell'uso dell'energia, con un progressivo utilizzo di energia da fonti rinnovabili, il controllo per la riduzione dell'uso dell'acqua, in modo particolare nel mondo agricolo, utilizzando sempre più sistemi di irrigazione e fertirrigazione di precisione, e magari cercare di riutilizzare l'acqua reflua attraverso sistemi di depurazione naturale. Il riciclo e il trattamento dei rifiuti con il riutilizzo di materie prime seconde, cioè quegli scarti di produzione o di materie derivanti da processi di riciclo che possono essere immesse di nuovo nel sistema economico come nuove materie prime, magari con rigenerazione a ciclo chiuso, gli utilizzi condivisi, la progettazione dei prodotti atti ad essere disassemblati alla fine della vita, per recuperare componenti utili alla nuova produzione, motori, carrozzerie, elettrodomestici, elettronica di consumo. Poi la riduzione delle emissioni in atmosfera. Non si vedono le stesse. Non sono condivise. Sì, sì. Su YouTube. Ah. No. Il riuso di materiali di scarto per nuova produzione di altri beni e degli stessi pneumatici, plastica, materiali ferrosi, legno, abiti, tessuti, residui agricoli. Ma anche la condivisione di beni e servizi, con possesso temporaneo singolo o plurimo, abitazione, trasporti, ospitalità, spazi di laboratori, uffici. Per ognuno di questi temi ci sarebbe da fare un seminario ad hoc e come Associazione World Free, come diceva già Arnaldo prima, ci impegniamo nel prossimo futuro anche ad approfondire queste tematiche. Il concetto di sostenibilità di imprese è forse il modo più giusto per definire quelle imprese che desiderano inserire nel proprio business, oltre che gli aspetti economici, anche la dimensione sociale ed ambientale. Non ci dobbiamo dimenticare che ogni impresa non è un'entità singola a sé stante, ma indipendentemente dalle attività e dagli ambiti in cui è inserita all'interno di un sistema globale più complesso, che impatta e da cui viene impattata. Le risorse che utilizza, in particolare quelle naturali, appartengono ad un unico pianeta, che tutti dobbiamo impegnarci a salvaguardare. Il concetto di sviluppo sostenibile poi richiama la definizione proposta nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'Agenda 2030, e dai correlati obiettivi di sviluppo sostenibile. Nella slide potete vedere alcuni di questi obiettivi. Ci sono tutte le priorità di livello internazionale, dalla salvaguardia dell'ambiente, lotta alla povertà e alla fame, sradicamento delle disuguaglianze, e per cui auspicabilmente tutti noi come imprese, come società e come singoli cittadini dobbiamo lavorare. Veniamo quindi di approfondire alcuni concetti riguardanti la sostenibilità, cercando di dare qualche spunto di riflessione. Cos'è la sostenibilità di impresa? Da qualche decennio si parla ormai di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese, definendo come azienda sostenibile quella che riesce,
nella propria attività e nella propria politica aziendale a perseguire una combinazione virtuosa delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, le famose 3P che John Eccleston creò nel 94. Planet, la dimensione ambientale; people, la dimensione sociale; profit, la dimensione economica e finanziaria. Quindi non solo il profitto ad ogni costo, ma come azienda dobbiamo tenere presente le esigenze sociali e ambientali sia del territorio dove la nostra azienda opera, sia a livello generale, perché ogni nostra azione ha un riflesso anche a livello globale. Occorre quindi nelle nostre scelte aziendali, nella strategia, nel marketing, avere una sensibilità maggiore nei comportamenti ambientali e sociali, perché questi avranno certamente un impatto sul mondo che ci circonda. E come possiamo noi azienda che vuole essere sostenibile raggiungere questi obiettivi? Un punto di partenza potrebbe essere quello di conoscere, per esempio, la legislazione ambientale e definire i propri obiettivi in base a queste norme. Abbiamo già accennato all'Agenda 2030. Sicuramente migliorare quindi i propri prodotti e curando il cosiddetto life cycle assessment, cioè il proprio ciclo di vita. Che cos'è? Il life cycle assessment è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o di un servizio lungo tutto il suo intero ciclo di vita. Esso ci permette cioè di conoscere ogni aspetto produttivo, dalla nascita del nostro prodotto alla chiusura del ciclo produttivo, quando ormai il nostro oggetto non viene più utilizzato, e come e quanto ciascuno di questi step impatta sull'ambiente. Conoscendo quindi le criticità di ciascuna fase, il metodo ci aiuta a definire la base tecnica per un'ampia gamma di azioni orientate all'aumento della sostenibilità dei prodotti e quindi anche delle filiere dove il nostro prodotto stesso è inserito. Lo scopo ultimo, quindi, è quello di poter operare una successiva gestione degli impatti che sono stati calcolati, tramite una loro riduzione o compensazione, ovvero poter scegliere le modalità produttive e di materiali caratterizzati da una minore impronta ambientale. In questa logica le tecniche di LCA sono anche la base per l'ecoprogettazione, l'ecodesign, scusate, al fine di sviluppare prodotti e processi produttivi in chiave di maggiore ecoefficienza. Come funziona l'LCA? Attraverso il Life Cycle Assessment è possibile stabilire la quantità di energia impiegata per la produzione, l'energia consumata da un prodotto durante il suo utilizzo, il costo dello smaltimento, gli impatti e le emissioni derivanti da produzione e smaltimento. Quali sono i 5 stage che di solito formano il Life Cycle Assessment? L'estrazione delle materie prime necessarie, la produzione del bene e la lavorazione, il trasporto del prodotto, la vendita al dettaglio e utilizzo del prodotto, lo smaltimento dei rifiuti legati al prodotto. Vediamo di fare anche, per meglio capire il concetto di Life Cycle Assessment, qualche esempio. A me piace molto andare in bici, quindi decido nella mia impresa di costruire una mountain bike. Quali materiali utilizzo? In questo caso bisogna estrarre dall'ambiente le materie prime essenziali per la bici, come l'alluminio, la gomma per i pneumatici, le terre rare per i computer di bordo. E questo a monte comporta già un certo impatto per la produzione di ogni singolo materiale e quindi tanta CO2 nell'ambiente. Una volta che questi materiali arrivano in sede, occorrerà lavorarli per la produzione della bici. Ci sarà quindi
un ulteriore impatto ambientale, ad esempio in termini di emissioni di CO2 generate dal mio stabilimento produttivo o dal consumo idrico, scusate, delle macchine industriali e di processo come la verniciatura, nonché un consumo energetico. Un po' di acqua, grazie. Scusate, bevo. In seguito vengono rilasciate nell'atmosfera altre emissioni di gas serra con il trasporto della bicicletta, generando un ulteriore impatto climatico durante le fasi di acquisto e l'utilizzo, quindi manutenzione, pulizia, usura delle gomme. Il ciclo di vita del prodotto si chiude quando acquistiamo una nuova bici, ritrovandoci a smaltire la vecchia bici presso un centro di raccolta. Tutti questi passaggi possono essere migliorati studiando bene il nostro ciclo del prodotto, riducendo l'impatto ambientale di ogni fase del life cycle assessment. Ad esempio, è possibile progettare la bici attraverso l'ecodesign per favorirne la riparazione e allungarne la vita utile, oppure vendere la bici usata affinché venga riutilizzata da un'altra persona. Di recente ho visto una bici costruita interamente in bambù, quindi anche molto leggera. Possiamo provare un esercizio e capire come applicare queste tecniche anche ai nostri prodotti, delle nostre aziende. Le aziende di Wolfie, la maggior parte, sono quelle che lavorano in ambito agricolo. Di recente è stato fatto uno studio utilizzando dati di circa 40 aziende agricole dell'Emilia-Romagna. I ricercatori hanno condotto l'analisi del ciclo di vita su 5 prodotti, pomodori e pere da agricoltura biologica, grano, mele e lattuga da agricoltura tradizionale. Una LCA cerca di tenere conto di tutti gli impatti ambientali lungo la produzione o la catena di fornitura di un prodotto, entro i confini rilevanti al fine del caso specifico. In questo studio sono stati compresi il gasolio utilizzato per il trattore durante la rattura, l'acqua per irrigare i raccolti e il carburante per il trasporto del prodotto raccolto. Gli impatti ambientali comprendono la tossicità per l'uomo, l'eutrofizzazione, il consumo idrico e gli effetti di riscaldamento globale. Un altro metodo di analisi simile al life cycle è life cycle costing, che guarda i vari ingressi e le uscite di una produzione agricola, ma si concentra sugli impatti finanziari. Bene, questi autori hanno combinato i due approcci, il ciclo di vita e il ciclo di costo, quantificando gli impatti ambientali e i costi finanziari di un solo chilogrammo di prodotto appena raccolto da ciascuna coltura. Nel complesso è stato evidenziato un abbassamento della produzione di CO2 e dei rischi ambientali e dell'inquinamento tossico per la salute umana con tecniche di agricoltura biologica, rispetto allo standard delle pratiche agricole intensive. Inoltre sono stati confrontati i pomodori coltivati con metodo biologico con i risultati di uno studio separato svolto nel sud Italia che ne ha esaminato la coltivazione intensiva. Le differenze sono state sorprendenti. Il potenziale di riscaldamento globale, che è il risultato finale di questo studio, una misura basata sulle emissioni di gas a effetto serra dei pomodori coltivati con metodo intensivo, è stato 12 volte superiore rispetto al prodotto biologico. I ricercatori hanno poi elaborato una serie di costi esterni per ciascuna coltura. Questi dati cercano di prendere in considerazione i danni dell'ambiente sul lungo termine, come gli effetti sulla biodiversità e sulla fertilità del suolo. Costi che né l'agricoltore né il consumatore pagano effettivamente, ma che potrebbero avere un grosso impatto.
Come risultato degli alti livelli di pesticidi e fertilizzanti utilizzati, l'allevamento intensivo del grano è stato stimato, quello intensivo, è stato stimato avere un elevato costo esternalizzato di 1,37 euro al chilogrammo, mentre l'allevamento biologico è stato stimato in 0,03 euro. Alla fine, le indicazioni di un'impresa che voglia essere sostenibile da un punto di vista ambientale deve, osservando attentamente il ciclo di vita del proprio prodotto o servizio, scusate, vado avanti con le slide che mi sono fermato. Ok. Utilizzare, allora, stavamo dicendo, alla fine le indicazioni per le imprese che voglia fare della sostenibilità un proprio punto di vista importante per la propria attività imprenditoriale sono utilizzare materie prime di qualità o derivate da riciclo, pensare a un prodotto che duri nel tempo, con parti che si possono sostituire se danneggiate, sarà un punto di forza importante in settori nei quali l'obsolescenza programmata è d'uso comune. Produrre meno rifiuti è un ulteriore passo importante. Per aziende che hanno lunghi cicli di produzione occorrerà valutare metodi per non inquinare il territorio circostante, immettere aria pulita nell'atmosfera, preservare e non inquinare il suolo, bonificare le acque usate nel ciclo di produzione e restituire ai corsi d'acqua un buono stato usando per esempio la fitodepurazione. Questa mi è particolarmente cara perché è stato oggetto di studio negli anni scorsi del mio precedente lavoro. Sostanzialmente la fitodepurazione in breve, ma sono a disposizione anche per eventuali domande per chi volesse approfondire, è una soluzione basata sulla natura per la depurazione delle acque reflue, che mima la capacità autodepurativa delle zone umide naturali. In questi ecosistemi si instaurano naturalmente particolari e specifiche funzioni di autodepurazione delle acque reflue che mima la capacità autodepurativa delle zone umide naturali. In questi ecosistemi si instaurano naturalmente particolari e specifiche funzioni di autodepurazione spontanea delle acque presenti che nel lento percorso dell'ingresso allo scarico subiscono un continuo processo di filtrazione, di ossidazione, di solidi organici in sospensione e un abbattimento di alcuni sali disciolti che possono essere utilizzati alle radici delle piante acquatiche presenti. È stato dimostrato che alcune specie vegetali assorbono elettivamente, oltre che gli elementi macronutrienti normalmente metabolizzati, quali fosforo, azoto, eccetera, anche metalli pesanti quali piombo, zinco, cadmio, mercurio, e pertanto sono rimesse nell'ambiente depurate e disinquinate. Nella slide potete vedere alcuni esempi. Quello in basso a destra è un impianto Gravel Bed Hydroponics, un impianto costruito in un piccolo paese della Sardegna che ha utilizzato come sementi anche, oltre che le canne anche altre piante. Ok, mi dicono di stringere. Va bene, stringiamo. E, come vi dicevo, comunque sono disponibile per eventuali domande sul tema. Grande rilievo hanno anche le fonti energetiche utilizzate per illuminare, per riscaldare, per azionare le macchine. È necessario in questo contesto per le aziende, ma anche per noi singoli cittadini, rivalutare i propri consumi energetici e il modo in cui viene prodotta e distribuita l'energia elettrica. In questo caso è bene preferire investire in quelle rinnovabili e abbandonare col tempo le fonti di energia inquinanti in via di esaurimento. Dopo il mio intervento, Giuditta Peritti della cooperativa Inostra,
che produce e fornisce energia al 100% rinnovabile, etica e sostenibile, ci aiuterà a capire meglio come fare. Giusto, Giudice? Una volta che il prodotto è finito, tenere di conto anche l'imballaggio, che sarà il più ecologico possibile. Vado avanti. Anche per le aziende del settore terziario è importante seguire un sistema sostenibile, ad esempio prestando attenzione, come dicevamo, all'energia elettrica consumata, utilizzando pannelli fotovoltaici, ottimizzando il riscaldamento e il condizionamento dell'aria. Molte aziende sono attente ai trasporti e danno un bonus che cerca di andare a piedi al lavoro oppure in bicicletta, oppure utilizzando semplicemente il car sharing. Avanti. Aziende come le nostre, come quelle di WorldFree, sono certamente sostenibili da un punto di vista ambientale, ma possono essere, ma lo sono, anche da un punto di vista etico. Le imprese che valorizzano il territorio, quelle attente ai lavoratori, quelle che guardano alla sicurezza, cioè la sicurezza sul lavoro, è il primo importante impegno di un'azienda che deve assumersi garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, impiegandoli secondo le norme di legge, non utilizzando il lavoro dei minori, assicurando un ambiente di lavoro sano e salubre con tutti gli strumenti e gli indumenti necessari. Quelle che cercano un inserimento sostenibile all'interno di un contesto urbano. Ok? Con il rispetto dell'esistente e della popolazione presente, tutte queste sono aziende che possono essere definite sostenibili. In definitiva, lo sviluppo sostenibile, oltre che ambientale, può essere anche sociale. Condurre il proprio business in un modo sostenibile significa, prima di tutto, gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione, che siano naturali, finanziarie, umane o relazionali. Occorre mettere in atto iniziative a favore dei cittadini e del territorio, tutelare i diritti dei lavoratori, coinvolgere gli abitanti della zona nelle decisioni dell'impresa, soprattutto se questi hanno un impatto diretto con la vita della popolazione presente. Le aziende di WorldFree, oltre a tutti questi indici sostenibili, sono caratterizzate anche da un altro elemento, forse il più importante, il ripudio della guerra. Questo vuol dire che, certo che non producono armi, stava a dire, ma che nel proprio ciclo produttivo non hanno contatti con chi le armi le produce davvero o con chi le finanzia. Per esempio, scegliendo, come già abbiamo visto ieri, istituti bancari non armati, non fornire beni o servizi alle fabbriche di armi, eccetera. Ed è per questo che abbiamo creato e registrato un marchio specifico WorldFree. È vero, un'azienda può decidere di certificarsi con una certificazione ambientale e etica, perché chiaramente i comportamenti ambientali e etici di un'azienda devono essere controllati, verificati, tracciati e devono essere misurabili. Tante sono le società che offrono questo tipo di servizio, questi metodi di certificazione. Ma in attesa di poterci, come Associazione WorldFree, attrezzare ed investire dei fondi per questo, ci piace pensare che il nostro marchio WorldFree sia un primo step per le nostre imprese per dire, ecco, ci siamo anche noi e siamo sostenibili. E poi le aziende WorldFree hanno un altro valore nascosto, ma non troppo. Sanno far rete. E questi giorni ne sono un esempio, questi giorni di fiera Natale. È davvero, è un valore aggiunto perché laddove non arriva uno di loro, con i propri mezzi, certamente arriverà un altro della rete che lo supporterà per arrivare insieme allo stesso obiettivo. Concludendo, con la sostenibilità ambientale si genera un valore per l'impresa che è spendibile nel mercato, nonché la possibilità di contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui l'azienda opera.
In definitiva, si ha uno sviluppo sostenibile ambientale e sociale quando si cerca di raggiungere o quantomeno contribuire con il proprio lavoro e la propria presenza nel mercato, l'equità, l'eliminazione della povertà, la realizzazione di condizioni di vita dignitose per ogni uomo. Noi, con la nostra attività, il nostro lavoro, portato avanti in questo modo, abbiamo davvero la possibilità di realizzare i principi generali dettati dai trattati internazionali sui diritti umani e intraprendere azioni utili per affermare i diritti economici, sociali, politici, culturali delle persone che abitano nel territorio dove operiamo quotidianamente. Occorre mettere la persona al centro delle nostre attenzioni, valorizzare quanto di buono e bello nella storia il nostro territorio e le nostre tradizioni ci hanno lasciato, integrandolo con quanto di bello e di buono altre culture provenienti da altre regioni del mondo ci donano, favorendo così l'integrazione tra cittadini e, in definitiva, creare un mondo più giusto, più unito, più bello. Grazie. Ora veramente siamo felici di dare la parola a Giuditta. Scusate, io vedo ancora Sì, adesso la condivisione. ok, ci siamo. Che mi Ci diamo la condividete. possibilità di condividere. Okay. Condividete voi perché così lo vedono gli altri in sala, giusto? Aspetta un attimo che così sentiamo. Se no, non so Prova? se no lo condivido Eccoci. io. Sì, sì. Sì, deve condividere lei. Devi condividere tu, Giuditta. Sì, sì. Ah, ok. Prova, così vediamo. Voi vedete, sì? Aspetta, però io non capisco. No, non è corretto. Scegli cosa condividere. Ecco, qua c'è scritto finestra. Eccola qua. Trovato? Sì, Eccoci. Sì, vediamo benissimo. sì. Ok, vedete bene? Sì, puoi mettere in modalità presentazione se vuoi. No, F5. perché è in PDF. Ah, va bene, dai, tranquilla. Ecco. Vede benissimo. Allora, mi sentite? Perché io non mi vedo, vedo la... Perfettamente, perfettamente. Ti vediamo e ti senti. Chi sei? Bene. Premetto che io non sono una tecnica e con molta sorpresa mi ritrovo nel consiglio di amministrazione di Ennostra, però ne sono entusiasta. Perché? Perché l'organizzazione strutturale di Ennostra è una forma di cooperativa partecipata. Appunto, che vuole determinata nel fornire ai propri soci e nell'invitare i propri soci a produrre energia rinnovabile
Devo dire che, ecco qua vedete energia rinnovabile, etica e sostenibile. Il passo in più rispetto alla sostenibilità direi che in questo ultimo anno è diventato fondamentale, perché molte aziende proprietarie, grossi gruppi ormai ci vendono energia sostenibile, che però insomma non ha un modello di sviluppo, di partecipazione e condivisione. E questo è il passo importante a mio parere. Noi poi dopo, ecco, nella slide successiva, ecco, vedete le tappe della storia di Ennostra, parte decisamente nel 2014 da un progetto della Federazione RESCOP, quindi con un forte impianto cooperativo. E non a caso soci, Banca Etica ha aiutato a fondare Ennostra, e molti soci, anche credo lì in sala, diciamo attivi nella partecipazione e nel credere che la cooperazione è il passo in più ad un modello di sviluppo partecipato, è quello che ha accompagnato la creazione di Ennostra. Devo dire che dalla nascita si è evoluta rapidamente la base sociale, adesso si è in una fase veramente di passaggio, appunto di crescita, perché la consapevolezza si sta man mano allargando sempre di più e la richiesta di energia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, ma anche che abbia appunto un risvolto sia etico che sociale, di sviluppo, di animazione delle comunità, è quello che molti del nostro mondo ci chiedono, e appunto dobbiamo essere anche sostenibili da un punto di vista finanziario, per cui insomma siamo in un momento di passaggio che dovrebbe, ecco, aiutare molti di noi. Cerchiamo di promuovere Ennostra attraverso quelle reti cooperative che possono portare forza economica in maniera corretta, condivisa e partecipata, quindi non solo attraverso le comunità energetiche che man mano stanno crescendo. Fra l'altro la Sardegna è molto presente in questi progetti, ma anche, non so, a gruppi di secondo, penso a rapporti con la Lega, con anche le federazioni di cooperative che man mano si stanno approcciando a questi modelli. Il modello qual è? Parlo per me, così faccio capire io sono diventata una socia consumatrice di Ennostra in città, quindi non avevo assolutamente possibilità di mettere un pannello solare nel mio condominio, però volevo essere certa di pagare un'azienda che producesse solo energia elettrica da fonti rinnovabili. Invece, mano a mano, nel frattempo Ennostra ha acquisito, ha creato impianti propri
e quindi poteva vendere sempre di più energia certificata rinnovabile, oppure con questi fondi di produzione con capitale collettivo versato dai soci e la conseguente ecco qua, la conseguente coinvolgimento dei soci, delle famiglie che davano il proprio apporto economico all'acquisizione di ulteriori impianti collettivi di produzione di energia rinnovabile, sia fotovoltaico che eolico, ha portato a fare in modo di inventarsi questa tariffa, vabbè, qua poi parliamo delle comunità energetiche, della tariffa prosumer, che è una tariffa in cui, scusate, vabbè, sì, tranquillo. io ad esempio, appunto, rimanendo nel mio condominio, non posso ho finanziato con quello che potevo l'acquisizione, la costruzione di un impianto collettivo di proprietà e, diciamo, il mio feedback, l'utile che questo impianto produce, io ricevo una tariffa che ha al solo costo di produzione. Ecco, quindi per un rientro per 10 anni ho questo tipo di rientro economico. Capite che è io so qual è il mio impianto, io ho finanziato un impianto eolico di una pala eolica in Umbria e so che quando quella pala gira, insomma, energia ne va. L'altro modello, essendo una cooperativa azionariato diffuso come è Banca Etica, quindi è il concetto di partecipazione, ha fatto in modo di essere che Ennostra fosse la più esperta ormai delle comunità energetiche. Ora se ne parla moltissimo di comunità energetiche. Io sabato scorso ho partecipato alla fondazione di una proprio come socia e molte comunità energetiche sono all'inizio le prime partite da comuni sostanzialmente, dove l'ente pubblico, gli enti territoriali sono stati i primi attivi, piccoli comuni specialmente, insomma, oppure scuole dove ci sono stati enti pubblici disponibili a crearli anche per i propri servizi. Dopodiché si sono man mano e si stanno allargando, ora i decreti attuativi finali dovrebbero essere al varco, le comunità energetiche rispondono a quell'esigenza di mettere insieme territori vicini nel creare una piccola, diciamo, come si dice, produzione energetica, no piccola, insomma, creare produzione energetica che basti a un territorio, a famiglie che stanno insistono su uno stesso territorio. Perché? Perché più si consuma in loco, meno si carica la rete elettrica nazionale, no? Quindi più si riesce a consumare in loco,
meno anche disguidi se ci fa. È un'energia democratica, non so come dire, ecco. Quindi paradossalmente anche la rete, il GSE favorisce la creazione di energia, di comunità energetiche, perché gli dà meno lavoro, cioè meno lavoro sulla rete nazionale. Non so se questo poi i tecnici sono più bravi a spiegarlo. Io lo vedo dal mio punto di vista, invito chi è in sala che non è tecnico come me, ma pensate lo stiamo vivendo in questi giorni, tutti i guai della centrale nucleare in Ucraina. Ecco. E pensate invece ad una rete democratica di produzione di energia, no? Ecco, è questo un po' la differenza. Quindi ma anche alle nostre centrali grosse, vabbè, noi abbiamo votato e spero che non si ritorni contro le centrali nucleari, però abbiamo grosse centrali elettriche centralizzate. La rete più è diffusa, più può essere... Esatto. Quindi questo... Il passo ulteriore è anche che le comunità energetiche, a Roma stiamo facendo un coordinamento delle comunità energetiche rinnovabili e sociali. Perché? Creando delle comunità energetiche, magari con una produzione di energia superiore alle esigenze energetiche dei partecipanti e vendendo quindi energia alla rete nazionale, al GSE, ci si può guadagnare e quel guadagno invece può essere in parte, diciamo, ridistribuito tra i partecipanti in ulteriore sconto, ma anche può servire a fare da formazione nel risparmio energetico, anche nell'aiuto ambientale, nella costruzione di progetti che siano attenti all'ambiente, eccetera, nel proprio territorio. Un esempio, non so se ne avete sentito parlare, ma è famoso, insomma, quello di San Giovanni a Teduccio, che è la prima comunità energetica importante che parte con Legambiente, con la messa a disposizione da parte di una comunità di suore del proprio tetto, quindi pannelli fotovoltaici. Cosa ha permesso? Ha permesso che tutto il quartiere intorno a questa struttura di suore religiosa fosse un quartiere degradato di Napoli, fosse educato attraverso progetti con la scuola elementare, con il gruppo di mamme, che hanno educato la comunità al risparmio energetico, quindi a imparare a fare non 7 lavatrici alla settimana, ma farne magari una, riempiendo, per dire... Ecco, insomma, c'è tutta una formazione, non solo, anche si è arrivati ai bambini che hanno fatto tutto
un lavoro di informazioni anche con le mamme per la raccolta differenziata, insomma, col riuso, c'è questo. Quindi anche con il nostro stiamo cercando di portare avanti ovviamente l'esperienza che nostra ha con i miei colleghi tecnici, ingegneri, eccetera, di proprio studio e avanzamento e delle parti tecniche, dell'innovazione tecnica e dello sviluppo tecnico, ma anche di valutare che le nostre comunità energetiche, i nostri soci abbiano quel quid in più, perché è vero che dobbiamo essere sostenibili, ma anche socialmente appunto promotori. Si deve fare un passo in più. Noi dobbiamo essere, qua siamo in una comunità che vuole fare il passo in più, perché sostenibile soltanto ora non basta più, perché molte aziende si dicono sostenibili e da un punto di vista o economico o diciamo energetico lo possono essere, però lo possono essere, ma poi chi c'è dietro, la finanza, i flussi finanziari che sono dietro a queste aziende, cosa vanno a finanziare? Noi sappiamo i nostri pochi soldini sia col sistema banca etica, ad esempio, e con questo tipo di attività. Ovviamente oltre a nostra ce ne sono, non siamo solo noi, vi segnalo anche Energia Positiva, Rete Energia, ce n'è un'altra, insomma ci sono altre aziende come nostra che stanno lavorando anche, ecco, Energia Positiva, e anche noi ci stiamo lavorando anche sulla filiera vera e propria dei fornitori, degli installatori, perché poi si hanno rapporti con queste persone, con queste piccole imprese, in modo che la filiera sia sicuramente una filiera che sta attenta ai diritti del lavoro, all'ambiente ovviamente, alla sostenibilità e alla partecipazione appunto altro punto fondamentale è la formazione e fanno molti interventi, non io direttamente, nelle scuole, e l'informazione e la diffusione di questa tipologia di aziende energetiche, non solo, anche lo sviluppo e la promozione delle comunità energetiche. È nostra sede a Milano, è nata a Milano da Avanzi, gli uffici sono in una come si dice, una sede comune dove ci sono altre piccole aziende che collaborano lì, e c'è una sigla con Radio Popolare, c'è un filo diretto per cui il Giusto Clima, c'è un programma, se vedete, che informa settimanalmente sulle evoluzioni e le novità proprio del mondo energetico rinnovabile. Questi sono la partnership, come vedete, Banca Etica. Io sono orgogliosissima di esserci come socia di Banca Etica.
il lavoro di adesso si vuole appunto attivare in maniera, purtroppo avevamo iniziato nel novembre 2019 l'attivazione dei gruppi territoriali di Ennostra sul modello più o meno di banca etica. Ora questo modello si trasformerà collegando, probabilmente facendo una rete di connessioni con le comunità energetiche, perché quelle sono i gruppi territoriali veri e propri di base. Questo progetto si sta riprendendo adesso perché ovviamente con il Covid, poi con il lockdown, tutto si è un po' sospeso, insomma. E vabbè, queste sono le aziende che poi sostengono Ennostra. Bene. Io sono andata a braccio in maniera un po' confusa, se volete, però volevo darvi la mia visione proprio personale. Secondo me una socia, sono una cooperante, ecco, secondo me bisogna cooperare e partecipare in primis nelle proprie azioni economiche, e quindi da brava socia di banca etica mi è sembrato logico partecipare ad Ennostra. Se avete domande sono qua. Grazie Giuditta, sei stata chiarissima intanto. Non so se ci sono domande da qualcuno. Intanto dico io che la rete Worldfree ha fatto una convenzione con Ennostra. Stiamo attendendo ancora che Ennostra diventi socia di Worldfree, chiaramente, ci farebbe piacere. Me ne farò ambasciatrice. Ecco, brava, grazie. Perché è veramente importante per noi avere dei soci che credono come noi, anche da questo punto di vista, la sostenibilità aziendale, la sostenibilità, ma anche, non solo aziendale, ma anche il nostro, come dicevi tu giustamente, anche il nostro impegno personale deve essere improntato alla sostenibilità. E l'utilizzo giusto, no, dell'energia, quindi anche sapere come è stata prodotta questa energia, magari mirando a energie sempre più sostenibili, come sta facendo Ennostra, è un nostro obiettivo, no? Quindi un obiettivo comune. Quindi davvero ci piacerebbe collaborare sempre di più con noi, quindi intanto, ripeto, abbiamo questa convenzione che ci permette di avere un piccolo sconto sulla bolletta energetica, insomma, però anche sapere che questa energia viene da fonti pulite e soprattutto anche insomma, un'impronta importante per la nostra associazione. Grazie Giuditta. Ah sì, una domanda. Sì. Se no, non lo sento. Buongiorno. Vieni qua. Sì. Facciamo... Buongiorno Giuditta. Salve, io sono... Un piacere. Vorrei sapere se un utente può aderire a Ennostra e versare un utente con un fotovoltaico può aderire a Ennostra e immettere l'energia tramite Ennostra in rete o qualcosa del genere. Non so esattamente cosa sto chiedendo, nel senso, un utente con un fotovoltaico può entrare a far parte di Ennostra e scambiare in qualche modo l'energia? Diventare un produttore, sì. Basta scrivi. Io sono diventata un utente, diciamo, consumatrice, ma ci sono anche i produttori. Quindi c'è la possibilità. Io sono un utente consumatrice. Se tu vai nei servizi,
su Ennostra Servizi vedrà impianti fotovoltaici. Adesso stanno, se uno vuole mettersi l'impianto fotovoltaico in casa, sul tetto, sì. c'è una consulenza di Ennostra e poi una partecipazione di Ennostra. Quindi ennostra.it. Grazie. Probabilmente anche per chi ha già un impianto fotovoltaico. Sì, anche per chi ha già. Tutte e due le opzioni, se loro aiutano a Sì, metterselo sì. e se eventualmente... Sì, esatto. Non andate oltre sulle domande tecniche, molto è scritto sul sito e quindi i servizi, vedrete nel sito cosa facciamo e lì avete tutta la spiega. Ecco. Grazie. Prego. Allora, non ci sono altre domande. Ringrazio ancora Giuditta, speriamo di continuare questa collaborazione tra noi. Sì, il marchio, ti dirò, su Roma con le comunità energetiche rinnovabili e sociali, insomma, stiamo cercando di dare un protocollo, di creare un protocollo, ne stiamo parlando anche con l'Università della Sapienza, proprio che possa essere diffuso a livello nazionale, in modo che le comunità energetiche create in questo circuito non siano solo connessioni appunto rinnovabili e sostenibili, ma abbiano un progetto sociale di conseguenza. Ve ne farò sapere. Grazie, professore. Grazie Giuditta. Se vuoi rimani pure collegato. Adesso diamo la parola a Luigino Bruni, che è una persona che non ha grande bisogno di essere presentata. Diciamo che è uno dei punti di riferimento in Italia sul tema dell'economia civile, docente alla... Aiutami Luigino, alla LUISS. Alla LUMSA, meno famosa. LUMSA, sì, no, facciamo... pubblicità alla concorrenza. Milano, la Bicocca. Bene, allora il tema l'ho fatto, lo lasciamo svolgere ovviamente a Luigino. Sì, mi sentite? Non sento più. Sono rimasti... Sì, forse sono loro, penso che sono rimasti bloccati. Sì, sono loro perché io li sento. Che ci diano un segnale di vita, che ci sentono almeno. Okay. Ci siete? Ecco. Ci sentite? Sì. Prego. Bene, grazie molte davvero per questo invito. Sono stato contento, anche se non posso venire fisicamente da voi, ma almeno mi sono collegato a distanza qui dalla sede della scuola di economia civile, che ha anche tra i suoi membri anzi due della Sardegna. Uno è Maurizio Pizzolu, che è un ingegnere che si occupa di ambiente, nostro amico, e l'altro è Vittorio Pelligra, un economista di Cagliari che forse conoscete di più, che è anche il direttore del nostro comitato scientifico della scuola di economia civile, che è nata appunto 10 anni fa, sono 10 anni quest'anno, per raccontare un'altra economia e cercare, cioè quella che già si vive, perché non è che l'economia civile va inventata, perché c'è già, che a volte però non ha abbastanza voce per essere ascoltata, perché si guarda l'economia delle cose grandi, dei grandi interessi, delle grandi cifre, e ci si dimentica che il 90% dell'economia italiana è fatta di piccole e medie imprese, e tra queste piccole e medie imprese tante sono civili, cioè che vivono l'economia come impegno civile, come costruzione di rapporti positivi, come creazione di valore aggiunto con cui si campano i figli e si porta avanti il paese. Quindi oggi appunto vi volevo dire qualcosa su questo dalla prospettiva chiaramente che vi sta anche a cuore, che è questa
della pace, di un'economia libera dalla guerra. Io ho anche visto, ho letto le cose belle che accadono attorno al vostro progetto, le piccole e medie imprese che si sentono espresse, ma anche non solo piccole e medie, anche grandi, insomma, che si sentono espresse da questa visione di un'economia pulita da ogni punto di vista. Cioè, cosa voglio dire da ogni punto di vista? Che la sostenibilità ambientale è necessaria, ma non basta. Cioè, si direbbe in logica, è condizione necessaria ma non sufficiente. Perché se noi avessimo un mondo perfettamente green, ma che continua a uccidere le persone con armi green, noi saremmo completamente scontenti. Quindi non è sufficiente una sostenibilità ambientale. Occorre una sostenibilità sociale, una sostenibilità della pace, una sostenibilità dei bambini che non devono essere uccisi, una sostenibilità di un mondo che arrivi un giorno a non, come dice Isaia in quello stupendo canto della pace, che trasformeranno le armi in aratri. Quindi questa è una sostenibilità che ci piace. Cioè, non possiamo accontentarci di un mondo che mentre fa i piani, fa il PNRR per rilanciare l'economia, mentre fa di tutto almeno dice di fare di tutto per le economie, le energie alternative, continua ad aumentare il PIL per le armi, continua a sovvenzionare le guerre, continua a fare delle armi il principale business economico che oggi c'è al mondo. Cioè questo mondo non ci piace, questa economia è altamente insostenibile, anche se arrivassimo al giorno di avere soltanto pannelli solari, con cui facciamo magari anche cacciabombardieri che vanno con energia solare, saranno sempre cacciabombardieri insostenibili, incivili e pessimi. Quindi imprese che vedano la sostenibilità in un altro modo, che includono altre dimensioni della sostenibilità, sono imprese stupende che vanno sostenute da ogni punto di vista. Ora, l'economia ha sempre conosciuto una vocazione alla guerra, con questo poi concludo nell'ultimo passaggio, e lo sappiamo, basta pensare alla storia umana, che è fatta anche di conflitti per le risorse, e quindi di guerre. Basta guardare gli animali come fanno. L'altro giorno mi colpiva che facevo merenda in una zona di campagna, a un certo punto si avvicina un gatto, gli do un pezzettino di prosciutto del panino, ne arrivano subito 3 che si mettono a combattere per quello stesso pezzo di prosciutto. Cioè, come dire, che in scarsità di risorse gli uomini conoscono le guerre, perché è una delle risposte, appunto, se ancora quello della fionda, uomo del mio tempo, no? Cioè, quindi era l'antica soluzione dei conflitti che continuiamo ancora a praticare dopo 10.000, 12.000 anni di Neolitico e di storia e di preistoria umana. Quindi l'economia ha conosciuto la guerra come meccanismo di risoluzione del problema delle risorse scarse, le razzie, le rappresaglie, ma ha conosciuto anche la pace, soprattutto in Europa e poi in tutto il mondo. Cioè, quando ad un certo punto, nel Medioevo soprattutto, si comincia ad affermare l'idea che c'è un'altra strada per avere le cose dagli altri, diversa dal dono e diversa dalla guerra. Una via intermedia che è una via di pace, che è il commercio. Cioè, io posso avere qualcosa da te che mi serve se sono capace di dare a te qualcosa che serve a te. Lo scambio, l'incontro di bisogni. E quindi questa grande utopia che poi diventerà nell'illuminismo un grande tema di tutti i grandi illuministi europei, da Kant fino a Montesquieu, cioè l'idea che il commercio è l'alternativa della guerra. Dove passano le merci, si pensava, non passano più le armi, perché c'è un altro modo di avere le cose. Questa chiaramente oggi diciamo che è una profezia un po' ingenua, che però rimane una profezia, non una profezia nel senso proprio tecnico, perché la profezia non è un'utopia. Chiaramente l'utopia è un non luogo, la profezia è un già che indica un non ancora, ma è un già, c'è qualcosa che però non è ancora compiuto. Quindi non è utopica la profezia, non è mai qualcosa di astratto, è sempre concretissima,
tanto che l'immagine della profezia in Isaia è un bambino, e che c'è più concreto di un bambino? No, vi verrà dato un figlio, l'Immanuele, come segno profetico. Quindi la profezia continua ad essere interessante, questa della pace, l'economia della pace, perché lo è stata anche. No? Noi sappiamo che per secoli, ma ancora oggi, nel bene e nel male, mentre tra Russia e Ucraina c'è la guerra, mentre c'è una tensione enorme tra tanti paesi contro altri paesi, fra questi stessi paesi accadono scambi tutti i giorni, perché i mercanti sono molto laici, cioè gli interessano poco le questioni di geopolitica, gli interessa fare il loro mestiere, e se devono vendere e scambiare con i russi lo fanno a prescindere da Putin e da Zelensky. E questo è sempre stato così. È stato così quando dalle navi, dai porti di Venezia partivano le navi da guerra contro i saraceni, ma partivano anche le navi dei mercanti che andavano a scambiare con Smirne, e arrivavano navi di mercanti. Cioè l'economia è anche stata una controtendenza rispetto alla tendenza delle armi. Quindi c'è questa ambivalenza, no, nella vita economica, cioè che è da una parte luogo di guerre, basta pensare la dimensione economica decisiva anche in quest'ultima guerra, ma è anche un luogo che ha combattuto le guerre con i commerci. Cioè, se oggi noi abbiamo una speranza di riuscire a risolvere le guerre nel mondo, questa speranza deve passare anche per un'economia più giusta, perché tante guerre nascono da economie predatorie, economie sbagliate alle quali si reagisce male. E quindi qui mi viene in mente, pensando a questa guerra attuale, che c'è un'intuizione molto bella di un economista del secolo scorso, anche se è morto all'inizio del Novecento, del 2000, ma insomma era già molto anziano, Albert Otto Hirschman, che scrive nel 77 un bellissimo libretto che si chiama Le passioni di interessi. Lui appunto riprende questa antica profezia del commercio come alternativo alla guerra, perché che cosa fa vedere lui? Qual era l'idea che c'era dietro questa storia del commercio e della guerra? Che il mercato sviluppa gli interessi, cioè il mercato si basa sugli interessi, mentre le guerre e tutto il mondo pre-moderno si basava sulle passioni, che sono molto più pericolose degli interessi. Perché? Cioè, se io davanti a uno che mi nega qualcosa, faccio scattare la passione dell'orgoglio, dell'onore, della vendetta, cioè, partono le faide e ci si distrugge a vicenda. Se invece davanti a un problema io faccio scattare l'interesse e dico: ma qui che cosa mi conviene in questo contesto? Che cos'è che diciamo massimizza i miei interessi? Diciamo, ragiono in un modo meno autodistruttivo e meno distruttivo degli altri. Cioè, quindi, diceva Hirschman, la modernità e quindi i mercati sono una sostituzione degli interessi alle passioni. Cioè, ho detto in un altro modo, delle passioni con gli interessi. Cioè, al posto delle passioni premoderne, ripeto, l'onore, la vendetta, l'orgoglio, eccetera, eccetera, con cui siamo praticamente massacrati nei secoli, anche il patriottismo, l'amor di patria, tutte queste storie in cui ci siamo distrutti gli uni gli altri, abbiamo fatto due guerre mondiali, tutte le guerre di indipendenza. Al posto di queste cose sarebbero arrivati gli interessi che sono prevedibili, calcolabili e razionali. Quindi meglio un mondo di interessi rispetto a un mondo di passioni. Bene, questa cosa è abbastanza entrata nel mondo, al punto che noi abbiamo pensato di sconfiggere Putin con gli interessi. Questo è un punto che mi interessa sottolineare. Cioè, cosa voglio dire? Se Putin e quel mondo, diciamo, che noi conosciamo poco, della Russia, per non parlare dell'Iran, dell'Iraq, o in passato del Giappone, cioè questi mondi non occidentali, che sono vicini ma sono diversi da noi, no? Che Putin è ancora erede di un impero, dove negli imperi, quindi categorie premoderne, si ragionava con valori, con le passioni, non con gli interessi. Ad esempio l'onore. Uno che ragiona con le passioni, gli interessi non gli fanno nessun effetto. Come mi diceva una mia amica russa, guardate, se voi pensate di affamarci e di farci, più di affamarci, di affamare e di bloccare Putin con le sanzioni, siete completamente fuori strada, perché i russi per l'onore vivono con una patata alla settimana, pur di non cedere sul fronte dell'onore.
Quindi noi non capiamo cosa sta accadendo nel mondo perché continuiamo a ragionare con gli interessi e ci siamo dimenticati delle passioni, anche delle passioni distruttive, che sono quelle dei kamikaze, che sono quelle che si fanno saltare in aria pur di, se si vedono diciamo, messi all'angolo, preferiscono morire con onore che vivere disonorati, che era l'idea antica del duello. No? Perché esistevano i duelli nel mondo premoderno? Perché se tu sei stato offeso nell'onore, non ha senso continuare a vivere. Quindi o riesci a cancellare quella onta, oppure è meglio morire. Ecco il duello, che senso c'aveva, no? E tu diciamo vivere umiliato non c'è nessun valore, quindi preferisci morire. Quindi siamo in questo mondo qui, in una certa parte della Russia, che quindi noi continuiamo a fare sanzioni, ci facciamo sanzioni da soli, alla fine, come ci siamo accorti tutti, col gas, ma loro andranno avanti fino all'ultima bomba, fino all'ultimo missile, se non si trova una soluzione su un altro piano, che è un piano i piani antichi delle passioni. Bene, questo era un modo per dire, però mentre ho ancora 5 minuti? O è finito il tempo? 5 minuti ce l'ho. Sì, anche 10. No, per dire che mentre si faceva questo dibattito, a Napoli il fondatore dell'economia civile, che è Antonio Genovesi, di cui qui dietro di me vedete sopra in alto quei 4 dipinti diversi, che sono 4 foto sue, questi sono i suoi libri, sono davanti la prima edizione delle sue lezioni di economia civile, che sono abbastanza orgoglioso di queste lezioni. Comunque, a parte questo, Antonio Genovesi scriveva in una nota di commento a Montesquieu, perché Genovesi, fra l'altro, commentò l'Esprit de Loi tradotto in napoletano nel fine Settecento di Montesquieu, questo grande teorico del dolce commercio, no? Questa tesi che appunto il commercio avrebbe eliminato le guerre. E lui, quando dice appunto, Montesquieu afferma lo scopo del commercio è portare la pace, Genovesi in nota scrive gran fonte di guerre il commercio. Quindi dice, che è sta storia? Perché, dice lui, il commercio è geloso, è invidioso ed è rivale. Quindi lui dice, il commercio come scambio di bisogni è buono, ma lo spirito del commercio, l'esprit, e invece è uno spirito che è molto simile alle guerre, perché è uno spirito di confronto e di rivalità posizionale. E quindi lui va in controtendenza a fine della sua vita, perché sono le ultime cose che scrive, poi muore nel 69, e quindi mentre nei primi lavori di Genovesi era molto positivo sulla storia del commercio, era sulla linea diciamo di Montesquieu, di Kant, anche se Kant ancora non aveva cominciato a scrivere, ma insomma quello che diventerà poi Kant, la pace universale. Tra parentesi, Kant è stato influenzato anche da Genovesi, perché Genovesi è il primo che scrive un lavoro sull'arte critica, l'ars critica, che poi diventerà la critica della ragion pura e pratica di Kant. Comunque, a parte questo, quindi i genovesi, i napoletani, con il loro senso molto concreto, diciamo, che vedevano il commercio che non portava per niente alla pace in Italia, diceva attenzione, gran fonte di guerre è il commercio. E quindi noi oggi dobbiamo dire che a distanza di 250 anni da quelle tesi, da quei dibattiti, probabilmente aveva più ragione Genovesi di Montesquieu. Cioè non basta il commercio per evitare le guerre, ci vuole un commercio civile, ci vuole un'altra economia. Questa tesi che lanciò McDonald's, dove i due paesi che hanno entrambi il McDonald's non faranno mai guerra fra di loro. Non è vero, c'è McDonald's a Kiev, c'è McDonald's a Mosca, hanno fatto la guerra. Cioè queste storie, diciamo, un po' ingenue, che bastava il commercio per ridurre le guerre, si sono rivelate nel tempo delle storie poco interessanti. In conclusione, io mi occupo anche di Bibbia, come qualcuno di voi sa, forse, no, non so se qualcuno, insomma, comunque ve lo dico io, mi occupo di Bibbia da un punto di vista così, culturale, antropologico, civile, e lavorando sulla Genesi mi accorsi, una cosa che è ben nota ma io non la conoscevo, che l'origine semantica, l'etimologia antica del nome di Caino è il verbo commerciare, canal. Ho acquistato un figlio dal Signore, diceva. Ho comprato, ho ottenuto, ho acquistato. E Caino,
Canal, Caino diventa il protettore dei mestieri e dei commerci, è il fondatore della prima città ed è il protettore dei commercianti, degli artigiani e dei lavoratori. Quindi l'economia si porta dietro una vocazione fratricida. Se la Bibbia gli ha dato il nome del primo figlio e del primo fratricida. Al tempo stesso la Bibbia ci racconta, in quelle stupende pagine di Isaia che prima vi citavo, trasformeranno le loro armi, le loro lance in aratri, ci racconta anche un'altra economia, che è l'economia di Abele, l'economia di Boaz. Questi, conoscete il libro di Ruth, questo riscattatore, il Goel di questa donna vedova e povera, che invece è l'economia dell'anticaino, è l'economia che vede il mondo come fraternità. E io sono contento di essere qui oggi con voi perché voi siete un pezzo di questa economia dell'anticaino, cioè che non siamo condannati a Caino, perché al di là di quello che dice Massimo Recalcati, che in principio era Caino, non è vero, perché nella Bibbia in principio c'era l'Adam, questo essere umano, l'umano, il terrestre, fatto immagine e somiglianza di Dio, che viene prima di Caino e che rimane nonostante Caino. Quindi noi possiamo immaginare ancora oggi un'economia della pace, perché Caino non è la prima parola e quindi non è l'ultima parola sulla vita. Si può immaginare un'altra economia, che è l'economia dei rapporti, della positività, della pace, della fraternità. E quindi che non vuol dire l'economia, diciamo, dei romanzi a lieto fine, l'economia dove tutto va bene, dove non litighiamo, dove non abbiamo conflitti, dove non facciamo errori, assolutamente, ma dove la vita è più forte della morte, dove nonostante tutti i problemi e i conflitti che viviamo, c'è un'eccedenza di positività, che non è l'assenza, è l'eccedenza, sulla quale possiamo costruire un'altra economia. Grazie, il tempo è finito, se avete qualche domanda io sono qua. Sì, tutto ciò quanto ci hai detto rimane molto vicino alla nostra esperienza, quindi credo che per le aziende che fanno parte della rete, per i professionisti, per i cittadini che hanno deciso di iscriversi per sostenere questa idea utopica, ma come dicevamo all'inizio del primo intervento di questa mattinata, tutte le idee utopiche, quando sono vissute profondamente, producono una trasformazione, non capitano, non passano senza effetti, no? Quindi quello che ci dici è veramente, lo sentiamo molto vicino a noi, ecco. L'economia che noi vogliamo portare è questo tipo di economia. Ci piacerebbe riuscire proprio a riconvertire dal basso il nostro territorio, suscitando in esso tante esperienze simili a queste delle aziende che abbiamo, le prime aziende che abbiamo messo insieme nella rete, che sono già 50 in tutta la Sardegna, ma che vorremmo che diventassero 500, 1000 piccole aziende che collaborano per fare economia in maniera buona, pulita, sostenibile, e per cambiare in questo modo anche la cultura della competizione che arriva fino al conflitto e fino alla guerra, alla distruzione dell'altro per emergere sopra gli altri e non con gli altri. Quindi, se ci sono domande, diamo la parola volentieri a chi vuole porle. Qualcuno? Domande o brevi interventi, brevi riflessioni? Vieni. Sono arrivata un po' in ritardo perché stavo condividendo con alcuni produttori insomma, delle cose importanti. Mi stavo chiedendo se per caso si fosse parlato anche dell'economia del dono. E volevo, a questo proposito, volevo sottolineare che una delle cose anche molto belle che durante questa manifestazione stiamo coltivando
è proprio un aspetto anche del dono, perché le imprese hanno preparato qualcosa da offrire agli altri. Quindi mi sembra questo un segnale positivo della nostra esperienza, oltre appunto alle altre cose che sono state dette, che ho sentito. Devo rispondere? Sì, se c'è Sì, no. possibilità di riflettere su questo, che per me è qualcosa che mi sta molto a cuore, proprio introdurre nelle nostre comunità anche il dono, lo scambio reciproco, insomma. Sì. Ma diciamo, in realtà nelle nostre comunità di dono ce n'è già tantissimo e che non sempre lo vediamo, perché il dono è la- è la- è il pane quotidiano della vita. Cioè, se noi non fossimo capaci di dono ma solo di commerci, la vita sarebbe già finita prima di cominciare, perché la vita umana, e quindi delle comunità, è eccedenza rispetto al doveroso, al dovuto, al contratto. Noi viviamo proprio per questo. Io stamattina, domenica mattina, invece di stare a casa con la mia famiglia, sto qui con voi, senza essere pagato, senza volerlo, perché fa parte della vita fare queste cose. Come voi siete lì invece di fare altro, invece cioè siamo tutti impastati di dono come materia prima. Quindi ma è talmente presente il dono nella vita che a volte cioè, non lo vediamo, un po' come l'aria, no? Solo quando manca te ne accorgi, e quando stai male, che non respiri. E così il dono viene in luce quando si finisce a vivere in un supermercato tutta la vita, che come spesso può succedere in certe aziende che si presentano con un look molto postmoderno, in realtà stanno trasformando tutto in contratti, incentivi, premi, eccetera. Quindi il dono occorre farlo vedere di più, quindi dare modo alle persone di poterlo praticare soprattutto senza farlo sentire il limoncello della cena, no? Come diciamo, nel senso che a volte il dono viene inteso così: prima c'è, come cena, c'è l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, il dolce, la frutta, il caffè, poi se proprio vogliamo c'è il limoncello o il mirto, siamo in Sardegna, ma se non c'è non è che non si mangia, no? È un po' il cosiddetto il di più, che poi diventa il superfluo, che poi diventa l'inutile. Cioè il dono non è il limoncello, il dono è come si mangia e come non si mangia, chi sta a tavola e chi non ci sta, i rapporti mentre si mangia, i poveri che sono sotto la tavola a mangiare le briciole. Questo è il dono. Purtroppo a volte viene ridotto all'inutile, a questa storia del non profit, no? Cioè c'è il mercato, sì, il for profit sembra la normalità, poi c'è il non profit del 2% per le anime belle, quelli generosi, quelli buoni. Cioè questo va riscattato il dono dal regno dell'inutile, cioè dal regno dei regalini di San Valentino o ora di Natale. Non è che non sono cose belle, ma il dono è ciò che accade tra l'Epifania e il Natale, non tra il Natale e l'Epifania. Bene. Tutti gli altri giorni dell'anno dove il dono è importante, non solo quando si fanno i regalini, perché altrimenti siamo dentro una visione che è troppo sbagliata della vita. Quindi voi ora fate vedere il dono, perché il dono c'è tutti i giorni nella vostra vita, e quindi in questa fiera, in questa festa, si vede perché c'è già, non perché viene inventato per l'occasione. Ecco. Grazie, perché è una bella soluzione questa, di vivere proprio considerando il dono come un senso della vita. Grazie a lei. C'è ancora una domanda. Sì, Vado. amici. Salve, buongiorno. Io volevo chiedere una sua riflessione sulle affermazioni e il paradigma di economia legato alle aziende. Cioè sappiamo che Friedman diceva che le uniche persone a cui risponde un'azienda sono i suoi shareholder, sono i suoi azionisti. Ora vorrei sapere, secondo lei, qual è il punto d'arrivo durante questo secolo
per la concezione dell'azienda all'interno della società in cui opera. Quindi quali sono i paradigmi? Perché fino adesso abbiamo le opzioni che abbiamo, che ci dicono gli studiosi, sono delle linee vettoriali di crescita e di sviluppo sempre maggiore, ma da quello che sembra questo qua è una freccia, è una lancia, e mi ricollego alla violenza del commercio che ha citato prima Aborigine in termini biblici, ma quali sono, quello che intendo, se prima lo sviluppo di un'azienda doveva essere un vettore di un grafico XY, adesso come lo disegnano, come dovrebbero disegnare l'economista? Sì, ma innanzitutto come in tutti i campi della vita dipende da quali economisti lei ascolta, perché ci sono economisti che dicono questo, ci sono altri che dicono altro, no? Perché sono un po' come i medici, gli economisti, sono come i politici, come i preti, quindi hanno varie idee sulla vita. Cioè, io personalmente non sarò Friedman, ma sono 30 anni che ripetiamo anche altre cose. Però su questa cosa di Friedman, che va intesa bene, innanzitutto una battuta del 65 che lui scrive su Playboy, non è proprio una rivista accademica, no? Dove in questo saggio che si chiama Nessun pasto è gratis, che ha un'idea, che c'è un'idea dietro questa tesi che poi è diventata appunto una tesi molto conosciuta, che i manager non possono fare i filantropi a spese degli azionisti. Cioè, era questo il dibattito, perché dice il manager sta in un'impresa che non è sua, quindi se il manager vuol fare il filantropo deve farlo con i soldi suoi, non con i soldi dell'impresa che amministra per gli azionisti nelle società capitalistiche. Ecco perché io chiaramente non sono sulla linea di Friedman, però mi ha sempre convinto poco quella visione dell'impresa responsabile dove le scelte le fanno i manager con i soldi degli azionisti o dei lavoratori, dove ti capita un manager buono per un periodo e poi ti capita un altro cattivo l'anno dopo. Cioè non si può dipendere dalla bontà dei manager per un altro capitalismo, bisognerebbe cambiare i diritti di proprietà, cioè fare imprese più cooperative, più partecipate, perché finché noi siamo dentro una struttura dove la proprietà è ben chiara, che è fatta da persone che si chiamano gli azionisti, che ci mettono il rischio, ci mettono i loro capitali e la mettono in mano a dei manager per farla funzionare. Cioè diciamo, l'etica di queste imprese non può dipendere soltanto dall'etica privata dei manager, deve tradursi in imprese dove c'è oggettivamente una governance, un rapporto con la proprietà diversa. Ecco perché il movimento cooperativo ha cercato un altro modo di fare impresa. Oggi è in crisi, ma ci ha provato. Per dire vogliamo fare un'economia diversa, bene, cambiamo i diritti di proprietà, una testa, un voto, quando uno va via non si porta via i capital gain, rimangono nel patrimonio perché la cooperativa è un'impresa di comunità. Quindi lì c'era un dibattito interno a chi dovesse essere buono, se il manager oppure il proprietario, che era un dibattito di quegli anni, negli anni 60 in America, eccetera, eccetera. Oggi il dibattito è su tutto, cioè lei dice che ci mettiamo, innanzitutto, se vogliamo anche lasciare l'immagine del vettore che cresce, innanzitutto oggi quello che si fa è passare da 2 assi a 3, 4, 5, quindi fare un disegno diventa impossibile dopo i 3, però non bastano più 2 assi, non so, il tempo e profitto per misurare la crescita di un'impresa. Ci vogliono appunto le varie forme di sostenibilità. Il Papa ad Assisi, all'Economio Francesco di cui mi occupo, ha parlato di 4 sostenibilità, almeno 4, quella ambientale, sociale, relazionale e spirituale. Quindi dovremmo almeno metterci le 5 di assi. Se poi ci mettiamo anche la pace siamo già a 6. Se ci mettiamo... È ovvio che, per concludere, è difficile che un imprenditore ami un vettore girato verso lo zero. Cioè, immagini, qual è il nostro obiettivo il prossimo anno? È diminuire. Cioè, queste cose, perché non sono la vita. Il problema è crescere in che cosa? Se cresce soltanto in quantità e in soldi, o crescere in umanità, crescere in relazioni, in inclusione, crescere in bellezza, in estetica, crescere in valore aggiunto condiviso. Perché la decrescita convince poco, nel senso che è ovvio che se è decrescita del PIL
bisogna un po' metterci d'accordo che cosa significa, ma perché gli esseri umani non vogliono decrescere loro. Cioè anche quando tu sei vecchio e arrivi a 80 anni, c'è sempre qualcosa che speri che accada domani di nuovo che ti porti avanti, magari un nipote che si laurea. Non è? Cioè, quindi l'idea che si possa invertire il vettore e va in giù, bisogna semplicemente, come dicevi, aumentare diciamo, le dimensioni, quindi gli assi cartesiani, e rendere questa crescita sempre meno quantitativa, sempre più spirituale, sempre più legata ai beni immateriali. Grazie molte ancora Luigino, speriamo veramente di crescere in questa multidimensionalità positiva per tutto ciò che serve che cresca, e negativa per ciò in cui dobbiamo diminuire, perché ci sono anche sicuramente degli aspetti rispetto ai quali dobbiamo un po', diciamo, abbassare i nostri obiettivi o cambiarli, ecco, cambiarli. Quindi Grazie. grazie Grazie a voi, ancora. e buona continuazione, mi raccomando. Grazie, buona domenica. Andiamo avanti. Andate avanti, che è Magari. è una buona battaglia. Grazie. E buon Natale. Ciao. Tanto. No. Bene, tu? Da ieri? Cosa c'è? Sì, non lo so, ma quindi forse siamo già pronti per la diretta, ma accetta. Dobbiamo fare loro. Salvatore Marongi, Tenuta Maggiore. Poi dovrebbe esserci qualcuno che si deve ancora iscrivere. Ma tu sei andato in federazione. Ma poi devi stare attento, quando poi condividi, bisogna condividere presentazione, perché si aprono due finestre. Se poi condividi il PowerPoint da cui stai lavorando, non va avanti. Tu vai avanti sull'altra, ma quella non è. Però stavo pensando, Non fai condividere schermi. Perché Stefano deve rifare, Cinzia deve rifare. la rifaccio poi per
era lo stesso di Alberea. E questo libro, e con questo finisco, per me che mi sono trasferito da Londra 4 mesi fa per avere una vita migliore e più sostenibile, questo qua è stato un benvenuto a schiaffi, perché mi ha fatto conoscere delle cose incredibili che riguardano l'intervento umano nel territorio che viviamo, nel nostro insieme, nella nostra isola. E quindi grazie Fiorenzo per essere qua, ti lascio la parola. Scusi. Cosa vuoi che faccia? È un monologo, oppure ci facciamo 2 domande? Parlaci di Alberea intanto. Alberea è una startup. Alberea è una startup e la nostra missione è quella di riforestare il Mediterraneo, e lo facciamo partendo dalle nostre radici. Quindi questo perché noi all'università ci chiamavano Hobbit, perché io e mio fratello con la nostra famiglia piantavamo alberi ogni fine settimana con i nostri genitori. E quindi avevamo, non so, anche parlando con gli amici di università, c'era un albero e noi stranamente conoscevamo il nome di quell'albero, una cosa che forse adesso, spero che adesso si faccia ancora, di conoscere le piante che uno ha sul proprio viale o nel proprio parco, se c'è il viale, se c'è il parco. E quindi diciamo riforestazione e quella goduria dello sguardo che ti dà il verde, un bosco, un ambiente tra virgolette naturale nelle sue declinazioni, è qualcosa che è proprio il globulo rosso del motivo per cui noi abbiamo fatto Alberea. In più il sapere che cosa è successo, quindi che cosa ci precede, è una condizione probabilmente essenziale per poter ben operare. Detto questo, volevo sapere da te come, visto che vuoi la domanda, te la faccio. Io sono a disposizione vostra. Perché hai scritto questo libro? Cosa ti ha mosso? Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito, per me è molto gratificante far parte di un mondo, entrare a far parte di un mondo di associazioni che va dal centro di educazione ambientale a un'associazione che si occupano dello sviluppo sostenibile, ambientaliste, pacifiste e via di genere. Devo dire che mi chiamano, mi cercano, questo è molto gratificante, perché significa che insomma questo libro ha seminato in questi 10 anni e continua a seminare, e devo dire con mia grande soddisfazione che è diventato appunto un riferimento per comprendere delle dinamiche sulla Sardegna che non sono soltanto relative a un periodo storico che riguarda, abbiamo accennato a forme anche di colonialismo occulto, no, nei confronti della Sardegna. In realtà è una situazione tipica quando ci sono dei squilibri nei rapporti di forza tra aree geografiche contermini. Ma non è soltanto questo, è che c'è la storia dell'umanità che prende spunto da quello che è successo nella Sardegna nell'Ottocento, ma io infatti sono un antropologo, non sono uno storico, questo ci tengo a precisarlo, cerco sempre di capire quello che è successo in Sardegna come uscendo fuori da una visione provinciale, no? Che molto spesso noi che siamo sardi, siamo un'isola, tendiamo ad avere, io definisco un po' la sindrome dell'ombelico, cioè quello che è successo in Sardegna poi in realtà non è, fatte le debite proporzioni, molto diverso da quello che sta succedendo oggi nella foresta amazzonica o quello che è successo
in tante altre parti del mondo con forme diverse, no? Con forme e modalità diverse. Ci sono delle costanti, quindi, nel rapporto tra gli uomini e la natura e le risorse, che si perpetuano nel tempo, che sono delle costanti nel tempo, e che nella Sardegna dell'Ottocento ha avuto un significato e una manifestazione davvero clamorosa, e che per noi sardi poi, oltre a essere una manifestazione clamorosa, è anche dolorosa, perché quello che c'è stato è doloroso, anche mette in discussione anche delle dinamiche di fratellanza con il resto d'Italia, se vogliamo, no? Tu mi fai la domanda, mi chiedi come è nato questo libro. Questo libro è nato per diversi motivi, ma il principale è che il disboscamento della Sardegna stava subendo un processo di desertificazione, cioè cominciava a venire accantonato, a essere accantonato in un ambito della mitologia, e la revisione di quest'ambito mitologico stava subendo un processo deformante. Cioè, il disboscamento della Sardegna entrava nella mitologia, nonostante gli storici ne abbiano sempre parlato in maniera frammentaria, perché la storiografia classica tende un po' a trascurare la storia dell'ambiente. Però, tuttavia, gli storici sardi ne hanno parlato, sempre all'interno, accennando all'interno di discorsi più ampi. Non c'è, diciamo, un apparato documentale, critico, strutturato come questo. Qua e là, infatti io proprio questo lavoro di ricucitura l'ho fatto, qua e là però ne ho parlato, e quindi è un avvenimento che si ripara in diversi decenni, assolutamente inequivocabile da questo punto di vista. Ci sono anche le statistiche, non c'è solo il lavoro degli storici, ma una volta che questa storia del disboscamento della Sardegna è entrata nel mito, nella mitologia, allora la memoria poi ricorda i romanzi, ricorda Grazia Deledda, ricorda Giuseppe Dessì. E allora c'era qualcuno che cominciava a dire: sì, ma di questa roba ne parla Grazia Deledda, una romanziera, ne parla Giuseppe Dessì, un romanziere, cioè quasi quasi la revisione che si stava facendo di questa storia incominciava a tendere surrettiziamente verso il negazionismo. È la narrazione dei vincitori. Beh, non solo, perché poi alla fine non c'è soltanto una pressione da parte dei vincitori o da parte di uno squilibrio politico che esiste in Italia. Tra nord e sud sappiamo che c'è una narrazione che quella vincente è quella che proviene dal nord nei confronti del sud, no? Ma è anche a volte una visione di comodo, perché all'università si insegnano determinate cose, perché siamo comunque gli eredi di una visione tecnocratica del rapporto con la natura, del tipo, beh, ma la natura deve produrre, la natura deve essere anche sfruttata, tutto sommato quelli erano boschi abbandonati, no? Stava sorgendo questa idea che quelli della Sardegna fossero boschi abbandonati, e in quanto abbandonati andavano gestiti in qualche modo. Tanto vale tagliare al raso, perché comunque la gestione anche quella, piuttosto che lasciare una risorsa abbandonata così. Mentre invece noi sappiamo oggi, noi moderni sappiamo oggi che il bosco, anche lasciato intatto, produce, perché produce humus, produce microclima, produce protezione del territorio, del terreno,
dalle alluvioni, ha comunque tutta una serie di funzioni straordinarie che hanno delle ricadute economiche eccezionali, quindi anche il bosco lasciato così. Poi possiamo discutere se il bosco lasciato così come dire, è la soluzione migliore, perché magari non lo è, perché magari è anche giusto che insomma il bosco venga gestito, che produca anche dei frutti, no? Anzi, io lo auspico, perché più un bosco produce anche dei benefici economici concreti e tangibili, più la gente ne comprende il valore. Però questo è un altro discorso, se voi l'affronteremo dopo. Quindi io ho detto, non è possibile che questa cosa, che questa visione vada avanti. E mi sono reso conto anche di un'altra cosa, che insieme a questa visione ce n'era una che secondo me è assolutamente falsa, della Sardegna, che era quella della terra arida del Provera. Allora io andavo per lavoro quando ero giovane, adesso sono qualche chilo, ma quando ero giovane scarpinavo come un capretto nei monti e trovavo queste piante secolari nella Gallura, ma anche nel Sulcis, dappertutto. A volte erano fazzoletti di terra con queste piante gigantesche. Mi dicevo allora, ma leggo il libro e i libri, la letteratura ci parla di una Sardegna arida, povera, con una forma quasi, una condanna geografica. La Sardegna è arida. Un po' come io che sono una buona forchetta per tutti i chili, a volte leggo la cucina sarda, la gastronomia sarda, una gastronomia povera, c'è una varietà di roba pazzesca, no? Esagerata, una varietà di cucina, del pesce, della carne, dei dolci, della pasta, cioè, dico, però a volte si creano questi stereotipi e uno di questi che si era creato era quello della Sardegna arida. Allora io sono andato dai botanici, li ho interrogati e leggo i libri di botanica dei botanici, cioè degli esperti, e parlano della Sardegna come una terra che ha i parametri scientifici, no, ideali per la crescita dei boschi. Dico, ma com'è possibile che la storia ci parla di disboscamenti, i botanici ci dicono queste cose qua? Com'è possibile? Io che faccio la guardia forestale, vado nei boschi e trovo piante secolari dovunque mi giro, piante gigantesche. Com'è possibile che sia andata avanti questa narrazione? Allora, questa cosa mi ha incuriosito molto, che è una narrazione simile poi al secondo centro che ho affrontato, che è quello della malvezza della storia, che è quella del disboscamento della memoria dal punto di vista del problema storiografico sardo, cioè apro un inciso nel secondo saggio, la malvezza della storia, affronta il problema della storiografia sarda partendo da un dato. La Sardegna è la regione del mondo, sfido chiunque a dirmi che mi sto sbagliando, perché ancora non l'ho trovato, è la regione del mondo con la più alta concentrazione di monumenti archeologici del mondo, del pianeta. È possibile che questa più alta, ma di gran lunga, mica di gran lunga, cioè in Sardegna ci sono migliaia di monumenti archeologici ben conservati. Allora, l'Istat ha pubblicato, no, l'elenco dei monumenti archeologici gestiti, che in Sardegna sono il 5%. Noi gestiamo il 5% dei nostri monumenti, ce la facciamo gestirli tutti. E sono i monumenti archeologici sardi un quinto di tutti i monumenti archeologici italiani.
che è la nazione al mondo che ha il più alto tasso di monumenti archeologici, oltre ad avere il primato come patrimonio, come siti indicati dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. E quindi questa cosa è una cosa clamorosa. Eppure nei libri di testo scolastici non trovo praticamente nulla su quello che è successo nell'età del bronzo in Sardegna, nulla. C'è stato un fenomeno di rimozione della storia che io ci ho impiegato anni per capire da dove proveniva e perché è nato, perché si è sviluppato, eccetera, eccetera. Anche se poi nelle chiacchiere tra appassionati di storia alcune cose si dicevano, perché la gente poi le intuisce le cose, però una cosa è intuirle, una cosa poi è dimostrarle con tanta documentazione, di bibliografia, eccetera, eccetera. E quello io l'ho fatto nella maestra della storia. La narrazione che si stava sviluppando sulla Sardegna arida e povera ha avuto un'accelerazione nel dopoguerra. Nel dopoguerra la Sardegna è diventata, secondo la narrazione, lo stereotipo, ancora più arida e ancora più povera. E ha capito che non poteva dare altro che banditi e pastori. Questo è. Perché si è sviluppata questa narrazione così negativa sulla Sardegna? Perché partiva da lontano, da ragioni storiche, da legami appunto inizialmente con il Savoia, con lo Stato, il famoso Stato sardo-piemontese, poi il Comunità d'Italia, partiva da lontano, supera il periodo della strutturazione culturale della nazione italiana, ma nel dopoguerra questa accelerazione, perché nel dopoguerra con il consumismo, con l'industrializzazione, con il benessere, con il boom economico, la Sardegna viene in qualche modo dislocata in un ambito dove il territorio nudo e crudo aveva un'importanza fondamentale per il progetto di sviluppo della nazione italiana. Quindi servitù militari, industria pesante, e arrivano così famosi finanziamenti del piano di rinascita. In quella situazione lì, né la grande civiltà monarchica, né un'idea di Sardegna fertile, ubertosa, ricca di boschi poteva starci. Non ci poteva stare. Era assolutamente incompatibile con la petrolchimica e con le servitù militari. Incompatibile, quindi da lì è nato questo ideogema, definiamolo così. Ideogema l'ha definito così un sociologo, un amico sociologo, Mongini. Adesso sto rubando questo nome perché mi è piaciuto molto. E che tu definisci, a un certo punto del libro, la monocultura delle servitù militari, la monocultura delle fabbriche dell'industria pesante negli anni 60, insomma, come monocultura. Sì, perché poi lo sfruttamento della materia prima getta la Sardegna in una sorta di logica coloniale, no? E quindi la logica coloniale si manifesta, si sostanzia con le forme monoculturali. Poi su questo ci possiamo tornare dopo. Ed è così, si passa dalla monocultura del disboscamento del legname a quella ovina, che è la diretta conseguenza, e poi si finisce con le monoculture più moderne, quella appunto della petrolchimica, dello sfruttamento del territorio nudo e crudo, no? Non più solo della risorsa della materia prima, che prima è materia organica, ma si arriva poi con una parabola discendente verso, una volta che le risorse sono terminate, verso lo sfruttamento del territorio nudo e crudo. Quindi su questa cosa aggiungo, su questa idea, visione della Sardegna arida, povera, che aveva necessità di importare un modello di sviluppo dall'esterno, no? E i sardi non ce la possono fare da soli. Ma guardi che noi abbiamo avuto la città nostra, no, ma quella sono stati gli Etruschi, i Fenici, avete copiato da loro.
gente che è arrivata in Sardegna 1000 anni dopo, non 10 anni dopo, 100 anni dopo, 1000 anni dopo. Però abbiamo copiato dai Fenici, per poter dire che la Sardegna aveva bisogno di un modello di sviluppo da importare da fuori. E questo modello di sviluppo ovviamente era l'industrializzazione forzata, e qui devo dire che sono cascati tutti salvo rare eccezioni che andrebbero salvate sempre, le eccezioni, no? Basta leggere la rivolta dell'oggetto di Michelangelo Pira per capire che delle eccezioni ci sono state, ma anche, come dire, quelli che all'epoca negli anni 60-70 erano alternativi, erano l'opposizione, l'idea di un mondo operaio, per esempio, era affascinante, perché il mondo operaio era quello che si poteva organizzare meglio per la lotta di classe. Quindi l'industria veniva vista, è stata vista bene, ma no, io poi tra l'altro non è che sono contro l'industria, per carità, l'industria è una componente della nostra società, ma quel modello di importazione, quella petrochimica che è fallita quasi tutta, no, alla fine Sardegna ha lasciato cicatrici dolorosissime sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista ambientale. Quindi quel modello lì era un modello di importazione calato dall'alto, le famose cattedrali del deserto, che non hanno lasciato due metri di binari ferroviari, almeno avessero lasciato le infrastrutture, no? Quando c'è la dominazione si dice sempre, però hanno fatto le strade. I romani si hanno ammazzato, ma però hanno fatto le strade. Gli inglesi in Nigeria, hanno fatto le strade, no? In Kenya hanno fatto le strade. Questa forma di colonialismo industriale, neanche le ferrovie, cioè neanche le strade. Io per venire da Tempio e arrivare qua devo improvvisare pilota di rally, perché è una cosa disastrosa, cioè non ci hanno lasciato niente. L'Italia ma la Sardegna è la regione d'Italia, come vedete io documento sempre ogni cosa che dico, è la regione d'Italia di gran lunga, non di poco, di gran lunga all'ultimo posto come indice ferroviario, sia quantitativo sia qualitativo, che non è giustificato dalla densità di popolazione, perché cioè una ferrovia che congiunge due città come Sassari e Cagliari, non sono le ultime città d'Italia, sono città che... Cagliari è al 7° o 8° posto per qualità di vita. Sì, ma come densità di abitanti, è una città metropolitana, una conurbazione di circa 400.000 abitanti. Sassari è una città anch'essa con alveoli di Torres, che non è, cioè, e uno ci chiede 3 ore per arrivare alla Sassari. Cioè, sia come, non c'è un metro di linea elettrificata. Sardegna. Lasciamo perdere le linee veloci, no? Quella è troppo, ma neanche la linea elettrificata. Cioè il livello delle ferrovie in Sardegna sono all'ultimo posto, quindi evidentemente c'è stato qualche cosa che non ha funzionato né in quel progetto di sviluppo che il paese si era posto, che poi è un progetto di sviluppo che, se vogliamo, nell'ottica dello Stato nazionale dell'Italia ha funzionato, perché l'Italia effettivamente è diventata la 6ª potenza industriale del pianeta, mica noccioline, non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di una grande potenza industriale. Probabilmente, evidentemente, ha dovuto sacrificare delle aree, no? Per creare una sorta di sistema nazionale che potesse funzionare. Bene, bene. A questo punto volevo invitarti, visto che magari non tutti hanno letto il libro, a darci qualche piccolo assaggio, parlare dell'Ottocento, per esempio, che come dici tu, siamo pesci, non ci ricordiamo quello che è successo, ci sono episodi di rimozione storica, forse una rimozione che può essere un trauma sociale, e quindi
ho aperto a caso qua e trovo una tua citazione di Mattone che dice: il periodo di massima intensità del disboscamento e della distribuzione delle foreste sarde si colloca a cavallo della malnata fusione del 1847, cioè degli anni 40 e 60. In pochi decenni imprenditori avidi, quindi imprenditori del 1800, avidi e senza scrupoli, poterono, grazie agli appoggi governativi, modificare radicalmente il paesaggio montano e collinare della Sardegna, dove un tempo sorgevano le folte foreste, non restavano che desolati pietraie. Questo è del Mattone del 98. Sì, un esempio appunto di storico che ha questi fatti ne ha parlato anche diffusamente. È curioso che proprio sto leggendo in questi giorni, sto rileggendo in questi giorni Il Ponte di Marrelli, un bellissimo libro di Bachisio Zizi, che è collocato proprio nel periodo della fusione, ambientato in quel periodo lì. E devo dire che racconta un grande acume politico quel periodo e quei fatti. Nell'Ottocento successe una cosa che vorrei spiegarlo in modo semplice, ma semplice non è. Proviamo a spiegarla poi nel modo più semplice possibile o ad accennarla, perché poi nel libro insomma la racconto, la spiego meglio. Nel 1822 c'è il famoso editto delle chiudende. La privatizzazione delle terre che arriva in Sardegna è una situazione in cui la società sarda era non ricevere quel tipo di riforma così drastica, no? Cioè passare da un regime comunitario E feudale e comunitario. Il regime comunitario funzionava in questo modo: il villaggio coltivava in comune attraverso il sistema dell'ibridazione, del paverile, della rotazione agraria, le terre circostanti, il bosco che stava attorno al villaggio, oltre le terre, quindi gli orti, le terre e i boschi, avevano una funzione fondamentale per la vita del paese, perché il bosco non era solo quello che dava la fertilità dei terreni e che proteggeva il paese dal punto di vista climatico e idrogeologico, regimazione delle acque, eccetera, ma era anche una riserva materiale di legname per cuocere il pane, per riscaldarsi al caminetto, per cacciare i cinghiali o la selvaggina. Le fronde per il bestiame durante l'inverno, cioè era una riserva alimentare, oltre che faceva parte della struttura vitale del sistema. Quindi era un regime comunitario che pagava una parte di questi beni al barone. Quindi erano soltanto gli abitanti dei villaggi sardi, non che non lo fossero. Quando arrivano le riforme piemontesi, no? Poi parlavo con le riforme piemontesi, perché così sono conosciute. Queste riforme, come dire, assorbono il respiro dell'illuminismo francese, cioè c'era anche un idealismo in questo riformare e abolire i feudi, soltanto che hanno abolito i feudi, tra l'altro facendo ricadere il costo di questa liquidazione, perché non sono stati, diciamo, nazionalizzati i feudi, sono stati liquidati, pagati, perché gli aristocratici all'epoca non si pestavano i piedi tra di loro, assolutamente. Quindi il costo di questa nazionalizzazione delle terre è ricaduto sui villaggi che hanno dovuto sborsare fior di quattrini o cedere una parte dei loro terreni ai baroni. Quindi l'editto delle chiudende
arriva l'editto delle chiudende in una società che però non aveva sviluppato un'imprenditoria locale, non aveva ancora sviluppato la borghesia, perché la dominazione spagnola aveva congelato la società. Fa anche un po' sorridere che oggi i sardi sono tutti quegli stereotipi, sono rimproverati di non avere, di non saper cooperare, dei individualisti, no? Quando il trauma più grande della storia della Sardegna è stata la privatizzazione delle terre, ci furono delle rivolte, arriva solo Nottu, ci sono ancora oggi delle poesie, no? Che i nostri cantautores cantano nelle piazze, nelle feste, che ricordano quel periodo. La più nota è quella attribuita a Melchiorre Moreno, che poi non era in realtà Melchiorre Moreno, poi viene attribuita falsamente a Melchiorre Moreno, che è quella Tancas, Serraras, Muro a Muro, eccetera, eccetera, dove ricorda un po' anche la visione che avevano della natura degli indiani d'America, no? Se dice poi, adesso non me la ricordo, se si vede fiat in terra la via serrato duro, cioè se il cielo fosse fatto in terra avrebbero chiuso anche il cielo, questo, no? E quindi questa privatizzazione diventa uno shock improvviso. Perché? Perché c'era una dialettica tra contadini e pastori anche conflittuale, però che in un certo senso funzionava, no? Dopo millenni di aggiustamenti, e viene stravolto tutto. Per cui i pastori non si mettono più d'accordo con i contadini per pascolare i terreni lasciati a riposo e rifertilizzati con le deiezioni, cioè c'era tutta una ciclicità all'epoca, no? Non si trovano improvvisamente con queste barriere visive, i pastori poi fanno dei casini in quegli anni, buttano giù tutto, vengono arrestati, fucilati, vabbè, insomma, sono anni drammatici. Però la cosa curiosa è che questa privatizzazione e la successiva abolizione degli usi civici, che è un dramma per le popolazioni, che abbiamo visto, vivevano quindi hanno dovuto iniziare a comprarsi la legna, no? Questa trasformazione sociale è una trasformazione che in Sardegna, non essendoci una struttura sociale in grado di organizzarsi in imprese boschive, si trasforma in un orribile mercato, un'orribile depauperazione del territorio. In pratica arrivano questi imprenditori e non fanno altro per questa privatizzazione che comprare questi terreni e disboscare il raso, senza nessuna pietà, senza nessun criterio. Perché vedete, se il bosco lo si taglia bene, ricresce. Cioè, se tu nel bosco non lo scopri troppo, lasci anche un taglio, a volte un taglio di speculazione totale, però hai un po' di buon cuore, lasci un po' di matricine qua e là, il bosco ricresce. Non è che è il taglio raso che è devastante, perché se tu non lasci manco la pianta che segna, poi dopo, cioè senza pietà, veramente, aveva fatto un taglio senza pietà. Poi sì, i coloni di caccia sfruttano il territorio e lì arriva la mia analisi, che è un'analisi secondo me anche che ho fatto originale, cioè io ho notato che man mano che la qualità merceologica del legname scendeva nel corso dell'Ottocento, scendeva anche il tipo di affare, di business che veniva fatto su quel legname. Quindi all'inizio le grandi piante venivano tagliate per opere di pregio, per la cantieristica navale, per l'edilizia, eccetera. Verso metà dell'Ottocento, che era, diciamo, che le piante di pregio erano sparite, rimaneva una pianta industriale, quindi la pianta per i forni degli altoforni, per le traversine ferroviarie, per le trattature delle miniere, poi si va ancora avanti e a cavallo del Novecento si arriva alla vegetazione che si era molto involuta, era diventata la cosiddetta macchia mediterranea che conosciamo oggi, che è l'esito di
uno sfruttamento antropico la macchia mediterranea, non è naturale come poi molti hanno detto dopo. È un errore questo. La macchia mediterranea è soltanto in alcune condizioni ecologiche è naturale. Nella maggior parte dei casi la macchia mediterranea è l'esito di un lungo sfruttamento da parte dell'uomo. E la macchia mediterranea fu sfruttata con il business del carbone vegetale. Quindi la carbonizzazione, i carbonai della Toscana, i famosi che i nonni dei nonni ancora ricordano, questi carbonai che parlavano in toscano. La Sardegna, le statistiche rilevano e le testimonianze rilevano che la Sardegna in quegli anni ebbe un impulso straordinario, eccezionale di esportazione di carbone vegetale, fino a che la Sardegna non si ridusse veramente la condizione predesertica in gran parte dell'isola, e siamo intorno ai primi del Novecento, 1920-1930. E allora è lì che quella trasformazione ecologica altro non poteva dare che pascolo estensivo ovino. Arrivarono quindi, si creano delle condizioni particolari per cui arrivarono i caseifici dal Lazio, dalla Toscana, vari caseifici dalla Basilicata, Calabria. Per sfruttare queste lande che ormai si sono fatte desolate e altro non potevano dare che pascolo estensivo ricavabile con l'uso del fuoco, poi perché quindi impoverivano ancora di più il terreno. Ecco la Sardegna di oggi, la Sardegna delle pecore è questa. Mi duole ricordare la beffa che subirono i sardi, una beffa atroce, clamorosa, perché nell'Ottocento i sardi, che appunto avevano pagato la liquidazione dei fedi, e quindi sono diventate terre demaniali, terre pubbliche, questi fedi, questi ex fedi, diventati pubblici, pagati a peso d'oro, e poi li avevano anche sovrastimato il prezzo, questi poveracci, improvvisamente nel Parlamento di Torino decidono, con le proteste molto accese dei parlamentari sardi, di Asproni, di Tuveri, che fecero quasi a botte, no, per questa storia qua, però decisero di vendere questi terreni depenalizzati pagati con i soldi dei sardi. Il vendetto è la cosa che è ancora più grave, più clamorosa, che questo business di facile vendita agli amici degli amici che allora esistevano, gli amici degli amici dedicati, perché poi agli amici degli amici vendevano queste terre con dilazioni di pagamento ventennali, trentennali, questi pagavano la prima rata, la seconda rata, scottennavano tutta la naso e poi restituivano al fisco il terreno disboscato che non valeva più niente e il fisco chiedeva i soldi al comune, al villaggio. Le terre i sardi erano pagate 3 volte. È una cosa che viene a ridere, ma mi rendo conto quanto è drammatica sta roba, però nella beffa che abbiamo subito, no? Insomma, una beffa atroce, cinica che abbiamo subito in Sardegna, perché questa è la storia, insomma, è stata pagata la depenalizzazione di questi terreni, poi sono stati questi terreni venduti dallo Stato e ai sardi non è andato niente. In alcuni parti, in alcuni posti sono ribellati, sono riusciti anche a conservare qualcosa, non si può. Tipo nel Nuorese, nel Kosovo, quelle zone lì, insomma. Tra l'altro c'è una retorica che è una di quelle retoriche che mi ha poseato, mi ha infastidito ed è stata una della molla per scrivere questo libro, che è quella di, possiamo definire la pastorale fobia, non so come definirla, cioè è colpa dei pastori se ci sono i boschi, quando invece dove i pastori si sono ribellati e hanno subito a conservare i boschi sono rimasti, cioè noi abbiamo una Lecceta in Sopramonte che è ancora quasi allo stato puro originario, per dire, insomma, quindi... E Laconi, c'è qualcuno di Laconi in sala? Tu citi il parco di Heimerick,
Sì, come uno degli esempi meno drammatici di... allora, a sentire indietro, nella propaganda che venne fatta in quegli anni si diceva, guardate che se noi privatizziamo queste terre, gli imprenditori perché è nel loro interesse curare e gestire meglio il territorio, questi boschi li fanno diventare dei gioielli, delle meraviglie. Non andò così, salvo in alcune eccezioni, in alcuni casi eccezionali, perché le eccezioni per fortuna, almeno quelle ci sono sempre, ce n'è una nel sud, ci sono una L'Aquila, c'è il Parco Americi, una Caprera che c'è a Garibaldi, anche Garibaldi Piantopini, ma sono veramente poche eccezioni. Bene, bene. Dunque, siamo arrivati all'industrializzazione, a questo paesaggio del Colle Brullo con la Torre di Pietre, cioè il nuraghe, e il pastore a tono, che è quello che poi si è tramandato anche nel logo dei produttori di formaggio. Ci sono un sacco di formaggi che hanno il loro logo con il pastore, le pecore a tono, a un Colle Brullo e al nuraghe, e quindi noi siamo cresciuti in qualche modo, chi più di meno, con questo immaginario. E qua la domanda verso il futuro: quali sono le direzioni per, a parte la conoscenza, no, incluso, no, non voglio dire a parte, incluso la conoscenza del passato, di quello che è successo, quali sono le direzioni per imparare, perché ognuno di noi poi possa agire bene in questo territorio, e lavorando su questo falso immaginario, su questa narrazione sbagliata. Ma intanto conosciamo questa nostra terra, no? Se noi andiamo e ci facciamo un giro partendo da qua, andando fino a Iglesias, qua sono tanti amici di Iglesias, no? O andando fino a Carbonia, però passando dalla strada del Cuturmano, che è una strada sterrata, ci rendiamo conto dell'imponenza del patrimonio boschivo che poi è ricresciuto, perché per fortuna poi da una condizione di sfruttamento anche di quei luoghi, lì però c'era una gestione, una delle poche gestioni moderne lì nella foresta di Pantaleo verso Sant'Anna. Ci rendiamo conto dell'enormità del patrimonio boschivo che abbiamo in Sardegna, no? Cioè montagne e montagne ricoperte di macchia mediterranea, magari non involuta, ma anche di boschi veramente di grande pregio. Quindi avere consapevolezza di questo, avere consapevolezza anche di un altro fatto, di un altro fenomeno, dell'abbandono dell'agricoltura che ha portato alla ricrescita del bosco. Allora, l'abbandono dell'agricoltura ha creato un terzo paesaggio in molte parti dell'isola, in Gallura per esempio tantissimo, no? La cultura degli strazi è collassata, e dove erano i campi di grano, oggi ci sono delle boscaglie, però queste macchie degradate, involute, molto spesso non sono né carne né pesce, non sono né bosco né campo agricolo. Sarebbe bello riportarle a quello che era un tempo appunto la cultura dello stazzo, che è simile alla cultura del villaggio dell'abitazione del Paverile, cioè gli orti, la vigna, i campi di grano, il pascolo, il terreno a riposo e il bosco tutto attorno. Era un sistema ciclico, no? Perfettamente congruo, perfettamente congeniale all'epoca, ma con la visione moderna, con la filosofia che oggi molte avanguardie stanno cercando di tornare ad avere un contatto con la natura, questo sistema ciclico integrato probabilmente è una cosa che potrebbe funzionare, ci potrebbe restituire un rapporto con la natura e quindi un rapporto con noi stessi che ci manca.
E poi io ogni volta raccomando una cosa molto semplice, insomma, compriamo anche prodotti sardi, no? Soprattutto Buy local. perché poi la chilometro zero, che poi insomma facciamo tanti bei discorsi e poi ci compriamo la fontina. Ma per carità, cioè tutti i formaggi italiani, francesi, svizzeri sono tutti buoni, non è che noi sardi dobbiamo per forza. Chiaramente il pecorino sardo nelle sue forme artigianali è favoloso, questo penso che non lo neghi nessuno, nessuna, tra i buoni gustai del mondo non lo possa negare nessuno. Però chiaramente noi abbiamo una visione che è del rapporto con il cibo che è strutturata dalle tecnicità, e quindi dalla televisione, quindi la massaia sarda molto spesso insomma trascura i prodotti sardi, che significa inquinare il pianeta, perché importare. Io dico, compriamo di tutto, è giusto che si mangi tutto quello che di buono viene fatto nel mondo, però insomma veramente trascuriamo molto i prodotti sardi. Io faccio sempre l'esempio con i miei figli, poi gli faccio la testa a pallone e mi odiano alla fine. Però pensate un po' come funziona l'egemonia culturale. Io nell'egemonia culturale di Gramsciana Memoria, nel mio secondo saggio, La mano destra della storia, ci faccio tutto un panegirico. E ritornando qua, questo problema, faccio questo esempio, no? Allora, qual è il dolce tradizionale italiano del Natale? Il panettone. Il panettone. E poi il rivale del panettone? Il pandoro. Falso. No. Non è vero. In Sardegna il dolce tradizionale è il pan di sale. Su Vania Rubio, a Iglesias, a Oliena fanno quell'altra cosa meravigliosa che mi ricordo, che mi fa uscire fuori di testa quando la mangio, che mi ricordo come si chiama. Cioè, e questo in Campania c'hanno i loro straordinari dolci, in Puglia c'hanno i loro straordinari dolci, in Trentino hanno lo strudel, ciascuna regione d'Italia ha dolci straordinari. Come è nata l'idea, ci siamo fatti, che il dolce italiano natalizio immancabile, il panettone e il pandoro, è nato negli anni 60, con le televisioni, con le signore, con le pubblicità. Non c'è Natale senza il panettone, non c'è Natale senza il pandoro, perché i dolci del nord Italia erano quelli che avevano la maggiore possibilità, liquidità economica, di poter fare una promozione, quindi avevano una cosiddetta egemonia economica che è diventata anche egemonia culturale, quindi oggi un enorme, poi il panettone e il pandoro sono dolci favolosi, nessuno nega la bontà di questi dolci, però un enorme flusso di soldi, di denaro, si sposta tutti gli anni a Natale dal sud Italia al nord Italia, alla faccia dei leghisti che ci vengono a dire che il nord è sfruttato dal sud, che il nord paga per il sud. Non è vero, perché con questa propaganda si è creato un mercato che sposta continuamente i soldi dal sud al nord. Quindi quando lo Stato ha qualcosina in più al sud è per sostenere un mercato che ha l'egemonia al nord, il mercato automobilistico ha l'egemonia al nord Italia, il mercato dei mobili ha l'egemonia al nord Italia, persino i formaggi ha l'egemonia al nord Italia, quando tutti sanno che in Campania e Sardegna fanno dei formaggi eccezionali. E i dolci industriali hanno l'egemonia al nord. Capite bene che il prosciutto, persino i prodotti agricoli, che sono sempre stati, rispetto all'industria, i prodotti agricoli del sud sono sempre stati, come dire, l'ancora di salvezza per il sud. Negli anni dell'industrializzazione
no? Negli anni in cui dal nord partiva l'impulso per disboscare il sud, perché tanto i fertilizzanti chimici li producevano al nord. Oh, ragazzi, io sono figlio di milanese, io sono mezzo milanese e mezzo sardo, non è che parlo perché sono, come dire, un tifoso del sud, un sudista, io non sono un neoborbonico, non amo il neoborbonismo, lo trovo molto eccessivo, sono equilibrato, però alcune cose vanno documentate e vanno dette. Quando si dice che il nord sostiene il sud, non è vero. È il sud che, grazie a un'egemonia industriale del nord, ha finito per diventare un mercato e ad acquistare continuamente i prodotti del nord. Quando hanno fatto l'autostrada del Sole negli anni 60, l'hanno fatta perché la Fiat e tutte le fabbriche, la Alfa Romeo, stavano tutte a Milano, Torino e in Emilia Romagna, dovevano portare le 500, le 600, la Bianchina al sud, no? E far acquistare quelle. E quindi hanno fatto quell'autostrada lì per unificare l'Italia. Fu un grande progetto, meraviglioso, eccetera, eccetera, ma per unificare l'Italia. Per questo dico, no? Quando io dico usiamo prodotti sardi, non lo dico per fare autarchia, perché è l'ultima cosa. Lo dico semplicemente per contrastare un fenomeno egemonico culturale, no? Che fa piovere nel bagnato, cioè fa piovere nelle regioni non solo italiane, ma europee più ricche, che la Lombardia è una delle regioni più ricche d'Europa, non d'Italia, mentre la Sardegna, la Calabria sono le regioni più povere d'Europa. Noi in Italia abbiamo una disparità esagerata per questo sistema che si è venuto a creare, perché abbiamo al nord le regioni più ricche d'Europa e al sud le regioni più povere d'Europa, cosa assurda. Per questo non è autarchia dire comprate, l'ho voluto motivare, una Caterina non è un campo, tipo un cosa, no, è giusto che a Milano mangiano il formaggio sardo, noi mangiamo il formaggio del taleggio, il formaggio lombardo, non c'è niente di male, però un pochino di più, insomma, pensiamo, compriamoci un po' di pan di sapa quest'anno, in più e un panettone in meno, compriamo anche il panettone, l'uno e l'altro. Grazie Fiorenzo. Io prima ho mostrato qua sulla diretta, nello schermo, un libro che è una citazione del libro di Vania Erbi, che poi è un'altra scrittrice molto interessante che ho conosciuto di recente, con cui abbiamo fatto una tavola tonda la settimana scorsa. Il libro non so se è specchiato come sembra a me, ma comunque il libro è di Wendell Berry ed è Mangiare è un atto agricolo. Quindi per rifarci alle parole che ha appena detto Fiorenzo. Detto questo, faccio l'aggancio con la questione di Alberea e della riforestazione, perché penso a un prodotto che viene dal nord e che deve attraversare il mare, che quindi ha un impatto in termini di trasporto e di consumo di carburante, che è sicuramente maggiore e quindi in qualche modo è sicuramente meno sostenibile rispetto ad altri. Ora direi che ci mancano un quarto d'ora. A calendario abbiamo la presentazione di Alberea, della riforestazione, di costi e benefici, però sicuramente vorremmo prima ascoltare qualche domanda. Certo, potresti avvicinarti. No. Si sente? Una bella voce squillante. Perché stiamo andando su YouTube. No, non si sente così. Io letto a lei.
domanda sul libro che ho avuto il piacere di leggere tempo fa. Non ha un paese delle miniere, Silius, girando molto la Sardegna, fu nei piedi del Montalvo, Lula, dove c'è la scultura del minatore. La mia domanda era, in questo approccio aggressivo delle ultime risorse, le miniere come si innestano in questo discorso di perdita del circolo virtuoso del pastore con i boschi, su comunale, su connotto, e il salario garantito delle miniere. Ecco, come in tutto quel discorso le miniere si innestano, secondo lei? Ma la Sardegna è una regione che ha una storia geologica antichissima. In Sardegna ci sono, credo, tra le terre più antiche d'Europa. Questo ha fatto storicamente da sempre terreno di prezioso sulle risorse minerarie, quindi primi a sfruttarlo soltanto proprio i nuragici. Molti non lo sanno, ma ho ritrovato il rame, il piombo, sardo, no? In giro per il Mediterraneo nell'età del bronzo. E sono stati i romani, poi c'è stato nel Medioevo, insomma, sfruttamento dei pisani, dei genovesi, per arrivare poi al sogno autarchico del ventennio fascista. Il sogno autarchico del ventennio fascista ha dato un impulso notevolissimo allo sviluppo delle industrie minerarie, però anche quello è stato un sogno come la petrolchimica di breve durata, insomma, no? Ed è stato un periodo della storia della Sardegna che oggi, all'interno di un mercato globalizzato, fa fatica a sopravvivere qua e là, ma mi sembra che faccia un po' di fatica. Io personalmente, lo sfruttamento delle risorse minerarie è uno sfruttamento della materia prima, e questo è un destino che le Sardi un po' ci portiamo appresso e che il disboscamento certamente ha accentuato. Quando c'è lo sfruttamento della materia prima è un problema, perché si finisce nella periferia. Gli studiosi del cosiddetto sistema mondo, Wallerstein, Arrighi, Gunther Frank e altri, insomma, identificano proprio tra le aree geografiche periferiche, cioè quelle che tendono a essere sfruttate, proprio quelle dove c'è un prelievo della risorsa, quindi le miniere. Questo sono. Noi abbiamo paesi del mondo poverissimi, con risorse minerarie favolose, e non si capisce come mai, no? Come mai? È che quelle risorse minerarie, perché il know-how, i capitali per sfruttare quelle miniere, penso a quei paesi dell'America Latina, delle Ande, il Cile, il Bolivia, dove la multinazionale svizzera, la Glencore, che è la stessa che poi a Iglesias, no, lo dico agli amici di Iglesias, c'è quella sorta di gigantesca discarica, è la stessa che sfrutta i minatori boliviani, no? Quei gironi infernali che si vedono nei film, no? Dove questi bambini dalle sembianze indie, no? Che ricordano tutto il meticciato che ha unito nello stesso sangue carnefici e aguzzini, no? Questi vanno lì e... Allora, secondo me oggi la Sardegna ha un patrimonio di archeologia industriale meraviglioso e dovremmo puntare a recuperare questo, insomma. Ed è la cosa, tra l'altro proprio tu hai citato Lula c'è quel progetto fantastico che però, se non stiamo attenti, ci porteranno via di un telescopio di livello, insomma, perché sono quelle cose che ci sempre il rischio che le cose belle in Sardegna ultimamente ci portano via, non so per quale motivo. E quindi niente. Poi mi è chiesto anche un'altra cosa, era
il salario. Ed è lo stesso problema che abbiamo avuto con le industrie che tramutavano. Abbiamo buttato via queste industrie che ormai erano fuori dalla storia. E poi, guardate, anche a livello dirigenziale, di classe dirigente, anche sarda, anche in buona fede, no, il mito dell'industria, dell'industrializzazione, facendo un'equazione anche pedissequa, non sempre calzante, che è quella dove c'è l'industria c'è la ricchezza, no? Allora c'è l'industria c'è la ricchezza, portiamo l'industria al sud e facciamo la ricchezza anche al sud, no? Hanno alimentato queste industrie decotte per anni e anni, tra l'altro industrie che avevano difficoltà economiche, quindi scaricavano le esternalità ambientali, cioè i rifiuti, le scaricavano dove se già le recupereremo, le bonificheremo mai. Furtei, stai parlando di Furtei? No, sto parlando anche di dell'Alcova, di Porto Torres. Porto Torres, lei ci ha lasciato lì una fabbrichetta a presidio di una vastissima area inquinata dal benzene, un capitale, le servitù militari è lo stesso. Quindi, invece di buttare via questi soldi per far sopravvivere delle industrie che poi alla fine hanno chiuso tutte, eccetto Saras, che è l'unica che è sopravvissuta, gli altri hanno chiuso tutte quelle che erano in rinascita, tutte chiuse. Ogni tanto forse le riattive, non ce n'è una, sono tutte chiuse, con aree devastate. Probabilmente sarebbe stato meglio dedicare quei soldi alle bonifiche invece che all'industria, bonificare, e oggi avremo almeno recuperato i terreni per fare altro. Grazie. Può avvicinarsi a fare la domanda. A me è piaciuto ascoltare il relatore perché si stava iniziando ad usare una terminologia propria rispetto agli argomenti che sono stati trattati. Per esempio, ne cito, avendo non il tempo del relatore, ma un brevissimo intervento, alcune. Per esempio, si è usato, anche se in maniera leggera, il termine colonia, il termine colonialismo. Chiariamolo. È un meccanismo che storicamente esiste da tempo e credo che tutti noi, nelle scuole che abbiamo fatto, abbiamo appreso quali sono stati gli stati e come sono stati sperimentati i meccanismi classici del colonialismo. Se io vi dico, secondo voi, la Gran Bretagna, quella che chiamiamo Inghilterra, è stato ed è un paese coloniale, voi mi direte sì. Forse mi direte sì solo nel passato, perché i meccanismi del colonialismo sono cambiati. Di che, se io vi dico la Francia, il Belgio, eccetera, cioè tutti i paesi che si sono spartiti il mondo, mettiamo l'Africa che lo conosciamo più vicino, lasciando a noi italiani, dopo che si sono spartiti gli stati più ricchi, siano lasciati quelli più poveri, anche se numerosi, Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia. Il meccanismo del colonialismo ha una struttura che è semplicissima ed è che uno Stato non va, come si amanta di definirsi, autodefinirsi, per civilizzare altri popoli meno civili di loro, no? La sociologia ci ha spiegato che non esiste una civiltà superiore, esistono diverse civiltà. Di che questa balla storica che ci sono inventati le classi dominanti dei paesi colonialisti del mondo, che sono andati
in quei paesi a civilizzare è veramente una balla. E non dobbiamo prestare alcun, neanche l'orecchio a sentire ancora, perché è un'offesa all'intelligenza comune, a queste cose. Il meccanismo del colonialismo è semplicemente quello della rapina coloniale dello Stato sfruttatore verso lo Stato sfruttato, che gli rapina le risorse più importanti per arricchire la madrepatria. Tutti i paesi che sono stati rapinati dai paesi sfruttatori colonialisti sono poveri, come si diceva prima, pur avendo delle risorse naturali e strategiche straordinariamente importanti e costose. Pertini in un intervento storico che fece dice: quelli hanno in Africa il colore della pelle nera, ma sono talmente sfruttati, talmente innocenti, a volte non si ribellano, che hanno la coscienza color bianco, pura. Mentre ci sono quei bianchi in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Italia, che hanno la pelle chiara, ma hanno la coscienza nera, sporca del sangue e dello sfruttamento del meccanismo coloniale. Questo è il problema. Sicché usiamo questo. Finirei dicendo un'altra cosa. Stiamo attenti, perché è emerso nel dibattito che il meccanismo coloniale è questo, ma si è detto anche di un meccanismo tra Nord e Sud Italia, e io dico tra Sardegna e il Nord Italia. Noi siamo stati educati nelle scuole italiane, siamo stati educati a una mezza verità, che è quella che raccontavo prima, sul colonialismo come meccanismo da Stato a Stato, addirittura da continente europeo verso gli altri continenti dei popoli cosiddetti del terzo mondo. Ma esiste, e ce l'ha insegnato Samir Amin, no? Ce l'ha insegnato Samir Amin, un grande docente, che ha scritto un libro, uno dei libri più importanti, Il meccanismo dello scambio diseguale, no? Tutto questo ci ha insegnato che il meccanismo di scambio diseguale non c'è solo a livello da Stato a Stato, da continente a continente, ma c'è anche dentro ogni Stato. Per cui io ritengo che il meccanismo coloniale che c'è in Italia è nord-sud. Il sud è stato utilizzato anche quando esisteva la cassa per il mezzogiorno, quando si facevano i piani di rinascita, quando si davano lavoro, soldi, eccetera, per arricchire il nord, perché il primo stipendio che si prendeva a Lontana era per comprare la mini-minola. Il primo stipendio che si prendeva era acquistare la televisione, la lavatrice, la lavastoviglie e tutte queste cose che venivano fabbricate al nord. Ma anche l'assistenzialismo, non solo l'assistenza. L'assistenzialismo è una cosa becera, l'assistenzialismo, va bene, clientelare, a volte per raccattare voti, era un meccanismo che distribuiva soldi alla povera gente che poi comprava i prodotti del nord. Sicché in realtà lo Stato dava i soldi al sud, però per comprare quei prodotti del nord riandavano al nord. E infatti c'era l'assistenzialismo al sud e c'era, diciamo, la gente che emigrava dal sud al nord per produrre quei prodotti che comprava la gente del sud con l'assistenzialismo dello Stato. Questo è il classico meccanismo. Finisco veramente, però vi invito ad ampliare questo mio ragionamento. Studiate i dati che fornisce l'Istat sui meccanismi coloniali di tipo coloniale che ci sono, che chiamiamo anche meccanismi della dipendenza coloniale, va bene, tra la Sardegna e il nord, tra la Sardegna e l'Europa. E ne vedremo delle belle. Poi si capisce perché noi produciamo un vino buono, i ceci buoni, le lenticchie, eccetera, che però non hanno quel valore aggiunto, neanche minimale, che hanno invece
che hanno invece i prodotti che veramente costano, computer, televisione, giornali. Immaginatevi le fabbriche d'armi in questo momento, dove hanno elevato il PIL al 2%, perché c'è un diesel, diciamo, della produzione di armi nucleari, di armi, va bene, che sarà spaventoso, c'era già e adesso ci sarà ancora di più. La Germania lo ha portato al 3% il PIL, si sta riarmando, e in altri paesi stanno spingendo le 55 guerre che abbiamo nel mondo, 55, quelle che il nord dell'Ucraina, ma le altre vengono nascoste, va bene, dove si stanno vendendo queste armi, dove è sicuramente il luogo dove si fanno i più alti dividendi per le azioni che si acquistano. Chiaro? Il meccanismo è questo, il meccanismo coloniale, il meccanismo della dipendenza. Approfondiamo di questi termini, perché se li approfondiamo diciamo, allora se si decide a Bruxelles e a Roma, si può decidere nell'interesse della Sardegna? E se noi siamo una regione speciale, tra l'altro con degli aspetti anche identitari, etnostorici, ci direbbero perlomeno, e allora forse dobbiamo difendere il nostro popolo economicamente, come identità, come cultura, come economia, come tutto. Lo possiamo fare attraverso questo statuto? Questo statuto era nato piccolo. L'Usso lo definiva, il gatto rientra nella grande famiglia del leone, come questa autonomia rientra nella grande famiglia del federalismo. No? Era già nato male. Figuriamoci, non ha trasportato i problemi della questione sarda, per cui forse bisogna avere più potere in Sardegna per avere più capacità decisionale nel nostro interesse e giocare, diciamo, con Roma e con Bruxelles ad avere un peso contrattuale diverso per sviluppare la nostra terra. Grazie delle riflessioni. Io chiuderei con questa citazione di Bertrand Russell che trovo nel libro Colpi di Scure. Il più importante effetto della produzione meccanica sulla rappresentazione del mondo è un enorme aumento del sentimento di potenza dell'uomo. E così sorge tra coloro che dirigono gli affari e tra chi è in contatto con questi una nuova fede nel potere. Prima nel potere dell'uomo nei suoi conflitti con la natura e poi nel potere dell'uomo nei confronti degli esseri umani, le cui idee ed aspirazioni essi cercano di controllare con la propaganda scientifica e specialmente con l'educazione. Per formulare un'etica moderna dei rapporti umani che sia soddisfacente, sarà essenziale fissare i necessari limiti al potere degli uomini sull'ambiente non umano ed i limiti desiderabili del potere degli uni su quello degli altri. Grazie. Concludo anche io, grazie. Signor Signore che mi ha portato via le conclusioni sul colonialismo, mi ha lasciato così, no? Con una conclusione rapidissima sul colonialismo, perché io poi ci ho riflettuto ci ho ragionato molto sulla superficialità della nostra terminologia, no? Perché si dice che la Sardegna è una colonia, lo si dice in maniera un po' superficiale, però io mi sono posto l'obiettivo di cosa che faccio di documentarla e descriverla, per cui se voi fate l'esempio della Sardegna, privatizzazione delle terre selvagge con attribuzione di queste terre in maniera arbitraria ai possidenti, a gente ricca, agli amici degli amici, eccetera. Le recinzioni, lo sfruttamento del bosco, delle materie prime, la propaganda incessante sulla necessità della modernità, la nascita delle monoculture e la dipendenza dal mercato estero. Se noi prendiamo tutto questo che riguarda la Sardegna e andiamo un attimino in questo lavoro,
Costa d'Avorio, arrivano i colonialisti, prima cosa che hanno fatto, privatizzazione delle terre, disboscamento. Chiaramente la Costa d'Avorio ha subito una colonizzazione 100 volte più drammatica e più tragica della Sardegna, ma noi stiamo parlando in termini tecnici, non stiamo parlando in termini etici. È chiaro che lì hanno massacrato, in Africa hanno massacrato 100 volte di più dei sardi che pure sono stati fucilati durante le rivolte. Molto di più. Disboscamento, la Costa d'Avorio ha ricoperto il 97% di boschi, quei boschi sono stati sostituiti dal cacao, dalle piantagioni di cacao, esattamente come in Sardegna sono arrivati i pascoli estensivi che hanno distrutto l'economia povera di sussistenza, ma integrata che c'è in Sardegna, perché in Sardegna c'era per esempio un pascolo suinicolo straordinario, per dire, un pascolo anche vaccino, c'era dell'agricoltura, eccetera. Povera ma integrata, monocultura del cacao, Costa d'Avorio, perché poi il colonialismo si è sostituito il cosiddetto post-colonialismo. Cosa vuol dire? Detto con una semplificazione brutale, che non ci sono più eserciti, non ci sono più i burocrati stranieri, si mette un governo fattoccio, però i territori, i terreni sono bene o male controllati, se non addirittura di proprietà delle multinazionali. Per cui, per tornare alla famosa Svizzera della Glencore, c'è una famosissima industria alimentare svizzera che domina il mercato del cacao nel mondo. Quando quella ti abbassa il prezzo, quelli che hanno solo il cacao, che sono una monocultura, cosa fanno? Sono in gravissima difficoltà. Poi prendono il barcone e sbarcano da noi perché non sanno andare, ma è un po' quello che succede ragionando in Sardegna, no? Il 97% del pecorino romano che viene, che alimenta un'imponente esportazione, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Il 96% del pecorino romano è prodotto in Sardegna. Bene, ed è quello che fa campare i nostri pastori. Se Trump decide, come ha deciso, di abbassare, di creare problemi alle importazioni, viene abbassato il prezzo del latte, non so se avete mai sentito questa storia, come si abbassa il prezzo del latte, i nostri pastori fanno la fame, è vero? Ed esattamente quello che succede quando la Nestlé, ho detto, abbassa il prezzo del cacao. In Costa d'Avorio fanno la fame. Perché il post-colonialismo ha trasformato l'occupazione militare con l'occupazione da parte delle multinazionali, delle famigerate multinazionali, questo nome che questo altro non è che rendere schiavi non più con le armi, ma con il mercato, con la dipendenza dal mercato. Come dire, è molto più semplice. Una volta gli schiavi li importavano con le navi negriere, adesso non c'è bisogno, vengono loro. E questo per dire, la Sardegna non è la Costa d'Avorio, siamo sicuramente molto più fortunati, però le tecniche e la logica è la stessa, identica. Grazie, con questo io vi saluto, vi ringrazio, tutti quelli che siete rimasti qua, ringrazio Cesco, ringrazio tutte le cose belle che in questo mondo associazionistico, Wall Street e tutti gli altri fate. Grazie. Arrivederci. Passo la palla a Rinaldi, Presidente. Vabbè, ringrazio anch'io per questo intervento così ricco. Il prossimo appuntamento in sala sarà per la visione del docufilm Sardinia of Death, sulla The Factory of Death di Lisa Camillo, alle 18:30 a questo punto. Doveva essere per le 18, facciamo 18:30 e sarà l'ultimo momento, diciamo, in sala. Durante il documentario non si può intervenire e dopo
Raccomando, assoluto riservo. Dai. Adesso sono laboratori per i bambini, quindi abbiamo esigenza di chiudere in tempi ragionevoli per dare spazio al futuro. Grazie.